sorpresa grande questa mattina per far capire che anche se sei all'interno di un ospedale puoi sentirti vivo, puoi mandare un messaggio di speranza, puoi sperare anche tu che finalmente non si è dimenticati, ma qualcuno si ricorda di noi e siamo noi questa grande famiglia di Sveglia Veneti. Allora, prima di presentare gli altri ospiti, un grandissimo abbraccio da tutti noi, ma da tutti noi, a Giorgio Bettio. Chi è Giorgio Bettio? Giorgio Bettio io l'ho avuto ospite diverse volte qui a Sveglia Veneti, lui si occupa di autostoriche, però ha fatto finalmente quel trapianto che, se vi ricordate, lui diceva: sto aspettando questa telefonata, chissà che arrivi presto. Allora, ciao Giorgio, un grande abbraccio, come stai? Un saluto a tutti. No, non si tratta di trapianto. Ho dovuto Spiega fare bene allora. Due bypass proprio nell'ottica di prepararmi poi nell'eventualità. Ah, due bypass nell'ottica, ok. Allora, cosa vuol dire? Quant'è che sei ricoverato? Ormai sono quasi un mese. Quasi un mese, e come ti senti? Ecco, cosa vuoi dire a quelle persone che ti stanno ascoltando? Perché la tua speranza è la speranza di molti. Adesso presento, fermati un secondo Giorgio, perché voglio presentare anche Franca Gasparini Aido, perciò non una qualunque di sicuro. Grazie Franca di essere qui. Buongiorno a voi, buongiorno Giorgio. Saluto anche Fabio Vivian, che lui si occupa di sicurezza, di primissimo soccorso, poi ne parleremo, grazie anche al nostro Fabio Vivian. Allora, raccontaci un po' la tua storia, Giorgio, prego. Allora, l'importante per conto mio è non puntare a star bene, come ti dicono tutti, ma andare oltre. Cioè, aver fortuna di saper di poter fare ancora tante cose, e è chiaro che se uno punta a quello che verrà dopo, una volta ripresosi, vuol dire che è anche già in salute, per cui bisogna mirare più avanti, non al giorno dopo, ma al dopodomani, per conto mio. E poi un'altra cosa, io ho la sfortuna di non avere una gran famiglia allargata, perché mia madre è un solo fratello, quindi un solo zio, io ho una sola sorella, mio padre è figlio unico. Credo che in questi casi contano molto anche gli amici esterni, quelli con cui tieni certi rapporti per le proprie passioni, con cui condividi l'attività di club e tante altre cose, ed è qui che ti rendi conto veramente di chi sono gli amici, di chi invece è amico solo per interesse. A volte credo che chiudersi troppo nella famiglia come se fosse un bozzolo di sicurezza limiti un po' anche questi progetti per il futuro. Allora Giorgio, tu ieri mi raccontavi un po' questo intervento, devo correre, scusa Giorgio, ma il tempo è tiranno, so che devi fare anche poi riabilitazione. Ascolta, racconta un po' cosa è successo al tuo corpo appunto per sperare che arrivi anche questa telefonata. Cosa ti hanno fatto? Prego. Niente, in 448, roba molto recente, il cuore non si espandeva più come doveva. Quindi fatto la coronarografia, hanno scoperto che erano intasate, ma io non avevo particolari sintomi fino all'ultimo momento. Una coronaria è stata liberata, già ho avuto dei miglioramenti, però è stato necessario fare un bypass. Dovevano essere 3, in realtà ne hanno fatti 2, quindi situazione migliore, e adesso praticamente è come rifare il carburatore a una macchina sostanzialmente. Molto chiaro. Ora sentiamo Franca cosa dice a Giorgio, poi lasciamo Giorgio con un augurio grandissimi. Domenica brinderemo anche per la tua guarigione, Giorgio, saremo in tanti a questo pranzo organizzato dalle associazioni, abbraccio alle associazioni che Giorgio fa parte. Prego Franca, cosa vuoi dire a Giorgio Bettio? Allora Giorgio, innanzitutto grazie per aver parlato con noi, per averci raccontato la tua storia. Io faccio parte di Aido. Aido è l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule.
Io cosa ti posso dire? Posso dire solo questo: noi siamo un'associazione che dà speranza e vogliamo dare la speranza a tutti gli ammalati affinché sappiano che noi cerchiamo con le nostre attività di fare di tutto affinché ci sia sempre la possibilità di avere quel dono che alla fine vediamo è una necessità anche proprio dei nostri giorni. Ecco, il dono meraviglioso che viene fatto spontaneamente dalle persone, e è importantissimo che ci sia proprio questo consenso, il consenso di dire sì alla manifestazione di volontà positiva alla donazione, in modo che tutti gli ammalati possano avere la speranza, nel caso siano in lista di attesa, di non dover aspettare tanto, ma di ricevere quel dono che permetterà loro poi di ritornare ad una vita veramente normale. Allora Giorgio, cosa vuoi dire? Come ci saluti? Beh, io dovrei tornare a casa per i primi di dicembre, poi magari vorrei sentirti perché vorrei rimettere in piedi quel famoso discorso della Befana Asi, anche in tempi ristretti, per fare qualcosa anche per il nostro territorio, per chi ha più bisogno in sostanza. Guarda Giorgio, io ti ringrazio di cuore perché fai capire che se riesci a pensare a qualcos'altro, non solo a quello che può capitare, cosa dovrai fare, il percorso alternativo, c'è questa solidarietà che occupa la mente di Giorgio e lui sta già pensando, quando esce, spera subito qua a dicembre, di organizzare questa Befana come ha fatto da 2 anni per i veneti schiacciati dalla crisi, cercando appunto di far arrivare questo messaggio alle persone, dove lui organizza questi eventi con queste auto storiche per raccogliere aiuti per i veneti schiacciati dalla crisi. Perciò Giorgio, un grande abbraccio, grazie, sono sicura che ce la farai, vero Franca? No. Non ci sono dubbi che a dicembre avremo Giorgio? Certamente, certamente, saremo tutti quanti qui assieme finalmente a festeggiare una guarigione definitiva. Ecco. Sentiamo anche Fabio Vivian come saluta il nostro Giorgio Bettio. Giorgio, mi è stato impresso andare oltre lo star bene, puntare non domani al giorno dopo, è quello che noi col primissimo soccorso tendiamo di far passare ai ragazzi, ovvero sì, guidare è bellissimo, andare da un punto A a un punto B è bellissimo, pensa a una conseguenza, quindi le modalità di prevenzione si abbracciano. In bocca al lupo Giorgio. Ciao Giorgio, un grande abbraccio da tutti noi a questa grande famiglia che ti appartiene, che è la grande famiglia di Sveglia Veneti. Grazie, grazie. Allora partiamo subito, buona giornata, con la locandina che ha mandato Franca Gasparini di questo evento AIDO. Andiamo a vedere la locandina intanto. Allora Franca, adesso spieghiamo questa locandina, non solo un evento ma molti eventi. Si sta avvicinando il mese di dicembre, mese della solidarietà, dico io, perché come non mai si vede proprio tantissimo nel mese di dicembre, forse dovremmo essere tutti i mesi, a mio avviso, per far capire l'importanza della donazione. Vai Franca Gasparini. Sì, allora AIDO Veneto rappresenta un po' tutti i volontari veneti nella nostra regione. Allora ha deciso di programmare una festa regionale di 2 giorni. Festa regionale dove ci sarà un convegno molto interessante, proprio perché che si chiama Il dono della vita, donazione e trapianto, le nuove frontiere della medicina. Questo perché? Perché la medicina sta facendo dei passi veramente grandi e ci sono delle innovazioni. Quindi si farà un convegno dove saranno presenti le massime eccellenze della medicina del Veneto, della trapiantologia, proprio per aggiornare sulle nuove frontiere della medicina. Quindi una grossa opportunità per tutti quanti. Ricordo che il convegno è entrata libera, sarà al Palazzo Bo di Padova e saranno presenti appunto queste eccellenze, quindi il professor Cillo,
che il professor Cillo è per i trapianti di fegato. E noi abbiamo avuto ospite che salutiamo. Buongiorno. Poi la dottoressa Lucrezia Furian, che invece è per la trapiantologia per il rene e il fegato, e il professor Gerosa, che è proprio il direttore della cardiochirurgia di Padova, e in pratica è quello che esegue i trapianti di cuore. E che sta studiando un cuore artificiale. Io l'ho avuto ospite 2 volte e perciò lui è proiettato in questo percorso difficilissimo ma importantissimo. Prego Franca Gasparini. Sì, allora signora Mirella, è importantissimo questo. Perché? Perché purtroppo attualmente ci sono circa, adesso io faccio un discorso generale, però ci sono circa 8.000 persone in attesa di trapianto. Avete capito? In tutta Italia. E per quanto si cerchi in tutti i modi di portare avanti il discorso sulla manifestazione alla donazione, alla volontà positiva di donazione, c'è sempre una carenza di organi, e quindi la carenza di organi riguarda tutti, riguarda anche il cuore. Quindi la possibilità di avere un cuore artificiale è una grande cosa, un gran passo in più, ecco questo. Comunque, ritornando a noi, abbiamo questo convegno che è meraviglioso e che si farà nella giornata di sabato. Faccio presente che ci sarà anche il vicepresidente vicario nazionale, che è Corrado Valli, che sarà anche lui che presenterà questo convegno, e poi ci sarà il nostro presidente regionale, che è Valentino Rossin. Faccio presente anche che abbiamo avuto l'opportunità di fare questo congresso, che speriamo riesca nel migliore dei modi e sia soprattutto utile a tutti, anche grazie al supporto del coordinamento regionale trapianti, e abbiamo 2 persone che ci aiutano costantemente nella nostra sensibilizzazione, e sono del coordinamento addirittura nazionale trapianti il dottor Giuseppe Feltrin, che ci ha sempre accompagnati nelle nostre attività e che è trevigiano, lui, anche se adesso abita a Montegrotto, ed è niente po' di meno che il coordinatore nazionale trapianti, e il dottor Corleanò, che invece è il nostro coordinatore regionale e che appunto ci ha aiutato anche nella ricerca e nell'incontro di questi luminari della medicina. E noi avremo anche nella seconda parte un altro luminare, un altro cardiologo, che è il professor Mario Trivellato, perciò lui sarà nella seconda parte, perciò continueremo a parlare anche di questo tema molto importante, che è la nostra salute, che il nostro cuore funzioni bene e soprattutto donare, donare, donare. Allora sentiamo anche come commenta Fabio Vivian, Associazione Primissimo Soccorso, però è anche referente Autoscuole Unasca, perché poi parleremo di sicurezza e di prevenzione. Visto i morti che ci sono nelle strade, bisogna iniziare anche a capire che forse tutti noi dobbiamo cambiare modo anche culturalmente di comportarci quando siamo alla guida o anche quando usciamo di casa, perché non ne possiamo più. Prego Vivian. Beh, Mirella, intanto grazie Franca. Esatto, hai detto proprio bene. Noi siamo promotori, per esempio, della sottoscrizione della legge riguardo all'airbag moto per evitare dopo i traumi, però di nuovo sappiamo che la maggior parte di accessi al pronto soccorso dai 14 ai 30 anni riguarda politraumi stradali. Quindi Mirella, hai detto una grandissima verità, ovvero un atteggiamento. Quindi lo stesso atteggiamento che si richiede alla comunità per la donazione degli organi è l'identico atteggiamento mentale che noi cerchiamo di sviluppare col primissimo soccorso per i ragazzi nuovi che si mettono alla guida. Quindi questa sorta di sensibilità, mi è stato impresso cosa ha detto prima Giorgio, quindi pensare no a domani ma pensare al giorno dopo. Quindi i ragazzi quando vogliono guidare pensano a domani alla guida, noi vogliamo farli pensare al giorno dopo, quindi cosa potrebbe succedere, cosa potrebbe succedere con comportamenti sbagliati, e quindi queste attività di prevenzione in qualche maniera si accomunano, perché serve sempre a creare questa sorta di mindset più interno della persona che si mette alla guida di un veicolo, che semplicemente si mette in strada e utilizza
la strada, per quello mi sento di dire così. Allora intanto ringrazio anche l'UNASCA e anche Fabio Vivian che raccoglieranno queste firme appunto per far sì che l'airbag diventi obbligatorio per i motociclisti. Però io dico anche una cosa, Fabio Vivian, ne ho parlato anche la scorsa settimana. A questo raduno a Montebelluna dei Vespisti si è evidenziato invece la necessità della sicurezza anche con il casco. Allora il casco, il colore che si vede maggiormente quando sei nella strada è il giallo, questo giallo molto forte che tu noti. Perché si continuano a vendere caschi di tutti i colori se il casco giallo è il colore che veramente ti dà più sicurezza? Capite che delle volte faccio fatica. Allora vale di più il business, vendere tanto per vendere, o vale di più la sicurezza della persona? Perché faccio fatica, guarda Fabio, tu sei un giovane uomo e ti stai cercando di adoperare per salvare le vite, questa è la verità. Ecco, quello che cerchiamo di fare tutti noi anche con questa raccolta firme. Non ti sembra che ci sia qualcuno che sente ma non ascolta? Perché grazie alla tecnologia noi abbiamo questi mezzi. Io ho parlato anche con la Presidente nazionale familiari vittime della strada, che è Giuseppina Cassaniti, che ringrazio e saluto, e lei mi ha detto che loro hanno proprio presentato un cartello dove all'interno ci sono tutti questi strumenti di sicurezza per veramente metterli nel codice della strada, ma sembra che qualcosa non sia stato recepito. Hanno raccolto e stiamo raccogliendo, lei è già arrivata a 55.000 firme, perciò pensate che numero importante già che si parte, Fabio, con questa Presidente che nonostante sia diversamente giovane è sempre dietro la scrivania, che continua a lavorare per il bene del prossimo, per la comunità. Però capisci bene che quando io do questo messaggio, infatti il codice della strada è approvato oggi o domani, al massimo ci sarà il nuovo codice della strada, però l'airbag non c'è e non ci sono, ad esempio il colore del casco giallo non c'è. Allora io mi domando, ma hanno figli? Sanno cosa vuol dire avere sicurezza nella strada? Perché non si vuole ascoltare quello che la tecnologia offre? Perché giustamente mi diceva Barato, che si occupa di meccanica, vedi Mirella, l'airbag costa tanto perché se ne vendono pochi, ma se noi riusciamo a venderne tanti automaticamente l'airbag cala di prezzo. Allora c'è la volontà di aiutare questa comunità oppure non c'è? Sentiamo cosa dice Fabio. Guarda Mirella, intanto grazie per la domanda. Nella nostra società ci sono sempre delle esigenze che a volte collimano e a volte invece rimangono parallele, quindi le esigenze commerciali, esigenze politiche, esigenze economiche, per cui a volte, come dicevi te, un presidio imprescindibile della sicurezza dei veicoli a due ruote è il casco e dovrebbe essere dell'unico colore. Viva Dio, noi qua ragioniamo un po' da adulti, quindi con un background, con un know-how, con un'esperienzialità di base che abbiamo già. Vi posso assicurare che i giovani, al di là del colore o meno del casco, noi stiamo improntando per il fatto che venga allacciato bene. Dopo domani mattina saremo in un istituto di Bassano, vedremo 320 ragazzi, e la settimana prossima con le vittime della strada di Campo San Piero, che saluto, vedremo altrettanti a Castelfranco Veneto, e quindi in qualche maniera sì, l'esigenza sarebbe quella del casco colorato. Per noi l'esigenza comportamentale, far capire ai ragazzi quanto importante sia metterlo, ma soprattutto allacciarlo, perché non ti dico quante volte, anche in sede operativa, il mio lavoro primario, quello dell'istruttore di guida, i ragazzi mettono sul casco e neanche lo allacciano. Però vedi Fabio, il problema è che bisogna iniziare a fare un passo alla volta. Allora, obbligatorio il casco, obbligatorio se il casco che sia allacciato molto bene, come hai spiegato tu. Se non fai questo, io ti tolgo la patente o il patentino. Io te lo tolgo, ma non per 3 giorni o 10 giorni, te lo tolgo per 1 anno. Allora, solo così, a mio avviso, siccome siamo così, non c'è niente, noi dobbiamo essere toccati nelle tasche. Allora, quando ci toccano nelle tasche cominciamo a fare i buoni, ma deve essere anche un tocco molto forte, perché se è leggero chi se ne frega, pago la sanzione e vado. Perciò io penso che dobbiamo dare delle regole a questi ragazzi, perché sennò se le fanno da soli. E noi non è che dobbiamo trovarne 100 per strada, basta che ne troviamo uno per rovinare la vita nostra, di altre famiglie e della
nella comunità. E questo è il grande problema, perché io sono convinta che troveremo sempre questo uomo, questo ragazzo. Basta uscire la mattina, voi cosa vedete? Come guidano? No, non diranno mica che non sanno, che non ne parliamo, che non sono a conoscenza. Eppure chi se ne frega, sono in ritardo e allora vai, la segnaletica cos'è? La rotonda cos'è? Le frecce cosa sono? Capite che non si può così, che tutti quanti noi, come dice Fabio, dobbiamo fare un passo in più, ma non un passo a lato, un passo in avanti, che è il nostro comportamento. Cosa mi dici, Franca? Allora, io sono una mamma e sono anche una cittadina. Io lancio un messaggio, cerchiamo tutti quanti di fare del nostro meglio, di essere dei bravi cittadini. Perché la vita sulla strada, cioè, si perde molto molto facilmente. E quando un soffio, io ho sempre un terrore, il terrore è di perdere uno dei miei figli. E purtroppo conosco persone che questa realtà la stanno vivendo e hanno finito di vivere loro, hanno finito questi ragazzi, quindi cerchiamo per cortesia, soprattutto anche i ragazzi giovani che sono attratti dalla velocità, dalle auto grosse, da queste moto, state attenti, andate piano, cercate soprattutto di essere prudenti in tutto, perché la vita è una sola e poi si vede alla fine questi poveri genitori, ma soprattutto questi poveri ragazzi che in fin di vita, ecco, questo non dovrebbe mai succedere. O in sedia a rotelle, o in sedia a rotelle, completamente. Ancora di più. Allora adesso andiamo a Udine, andiamo a vedere questo servizio, giornata della riconoscenza, donazione organi. «169 nomi, 169 esempi di generosità che dal 2019 al 2022 hanno donato gli organi permettendo la sopravvivenza di malati che altrimenti non avrebbero avuto una seconda possibilità di vita. A loro e ai loro familiari è dedicata la giornata regionale della riconoscenza con la consegna di attestati per il sacrificio civile compiuto». Lei ha chiuso il suo intervento con le lacrime? Sì, perché non siamo macchine, siamo dei professionisti abituati a lavorare con la sofferenza delle persone che perdono un loro caro e contemporaneamente a lavorare con tante persone in lista d'attesa, ma credo di dire per fortuna non siamo macchine. Il Friuli Venezia Giulia vanta un primato importante sia nell'eccellenza medica che proprio nella generosità del suo popolo, come ha sottolineato l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, presente alla cerimonia di consegna degli attestati. Sicuramente un popolo e una cultura alimentata, assistita, gestita, promossa dal grande sistema del volontariato che vede l'associazione di donatori di organi come oggi, ma tutto il mondo del dono, essere presente, capillare, esprimere una cultura forte attorno alla vita delle persone e naturalmente un sistema sanitario in grado di sostenere iniziative per raggiungere risultati come questi. Nell'auditorium della sede udinese della Regione ha portato il saluto della diocesi anche l'arcivescovo Riccardo Lamba, sottolineando l'esempio di carità cristiana, un segno concreto alla vigilia del Giubileo. Noi che siamo credenti abbiamo sperimentato questo innanzitutto da nostro Signore, perché ci ha donato la vita, e quindi chi ha ricevuto gratuitamente non può che donare gratuitamente. E noi siamo qui oggi per ringraziare tante famiglie che hanno fatto questa scelta così bella, ma anche così delicata e impegnativa. Allora, intanto sentiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto la signora Franca dell'Aido, che vedo con molto piacere. E dopo volevo dirgli a Giorgio che non c'è solo, anche se ti va poca famiglia, Giorgio, è la famiglia della Rete Veneta, sa chi che ti sei e a te vuol bene, anche se non ti ne conosci, non ti senti solo, ti accanto gente che prega per te e che ti augura tutta la salute che ti meriti. Non state preoccupati, finché ti sei qua Mirella, solo non ti sarà mai.
E dopo ho da dire, signora Franca, quello che fa, vedo era un entusiasmo quando parla di queste robe e lo fa proprio col cuore, che è quello che vuole aiutare tutti quanti. Anche amico il cuore che non funziona, ma amico una certa età, poi si ferma a rivedersi. Mi curo, mi faccio, ma fa delle vite, va bene. Però i giovani bisogna dargli una mano, bisogna anche a chi che va in moto, lei è bene che robe che sia. Non è nada essere, è brodo lungo, fa morire la mano, cosa vuol dire? Se sto qua serve per salvare vite, se lo fa subito, lo Stato interviene, mi fa una legge, da domani, tempo per 5 giorni, è già obbligatorio, se dà il tempo di chi si possa comprare, fine, tanto se è vero, adesso costa una cifra, però se invece di vendere le mie, gliene vendi 1 milione, costa manco, fa la fine dei televisori, i telefonini, tutte le robe. E ora bisogna farla, non occorre domandare a nessuno. Se deve fare una cosa e fine. Grazie caro Rinaldo per le parole, soprattutto magari fosse così semplice come ha detto Rinaldo, magari Rinaldo fosse così semplice cambiare le carte in tavola, sono carte immobili incollate con una colla poi speciale che hanno solo in Parlamento, c'è una colla speciale, però grazie veramente di queste parole. Però la mia domanda è questa, Franca Gasparini. Noi abbiamo visto questa importante giornata anche a Udine, ma vediamo anche tante importanti giornate anche con voi, però mancano i giovani. Io penso che anche le scuole, i dirigenti, quando c'è una giornata di questo tipo dovrebbero far partecipare, li portano pure in gita in Francia, a Parigi, a girare. Quando ci sono queste giornate, a mio avviso dovrebbe essere un obbligo, perché questa è educazione civica. Questa giornata, avete visto quante sedie vuote che c'erano, quanti pochi ragazzi, ce n'erano ma pochi, rispetto a quelli che dovrebbero esserci. Chissà che magari portandoli anche a sentire direttamente, a essere intrigati, non avremo anche più persone consapevoli dell'importanza della donazione di organi. Prego Franca. Sì, allora anche in Veneto la giornata della riconoscenza è stata fatta e tra aprile e maggio ormai è una tradizione per noi di Aido il fatto di proprio fare questa giornata. È stata fatta a Treviso, a Palazzo Giacomelli, e si sono unite la sezione provinciale di Treviso e la sezione provinciale di Venezia. Purtroppo giovani non ne abbiamo visti. Allora sì, io cercherò di portare avanti questo discorso, sì, perché è una bella, veramente, ma anche un'ottima opportunità perché i giovani riescano a conoscere, ma anche a toccare con mano proprio cosa vuol dire riconoscenza, ma riconoscenza verso queste persone che hanno dato, in pratica hanno detto sì quando i loro familiari si sono trovati, quando hanno perso in pratica un familiare. E guardate che non è facile se prima non c'è tutta se non si è preparati. Ferma Franca perché abbiamo Antonio da Quarto d'Altino, se no mi cade la linea, ma poi continuiamo. Vai Antonio. Buongiorno a tutti, buongiorno Franca e saluto anche il tuo marito Giorgio. Ci conosciamo bene anche con Mirella, facciamo parte di un gruppo meraviglioso e il mio motto è sempre stato quello che mi hanno insegnato da piccolo: ricorda che dalla goccia si forma il litro e noi siamo tantissime, milioni di gocce e siamo pronti a dare sempre tutto. Grazie a te e a Giorgio che fate l'avanguardia a noi e vi abbraccio tutti, abbraccio il signor Giorgio in studio che fa altrettanto per aiutare e sono d'accordo con Mirella sul discorso delle scuole. Qui al Quarto d'Altino l'abbiamo fatto per tanti anni e si continua a fare nel nostro piccolo, a portare l'Aido nelle scuole e anche l'Avis, solo che poi il ricevimento di tanto non ci aspettiamo quello giusto. Grazie a voi e un abbraccio. Grazie caro Antonio. Vedi Antonio, io sono dell'idea, e l'ho detta, è da un pezzo che la seguo anche con i direttori generali delle nostre ULSS,
che non sempre l'AIDO deve andare a scuola, è la scuola che deve arrivare anche all'AIDO, all'interno degli ospedali. A mio avviso va bene la lezione in classe, anche se sono ormai convinta che ne intrighiamo poco, perché loro vogliono essere protagonisti, loro vogliono emozioni forti. Forse portandoli all'interno degli ospedali, accompagnati naturalmente da educatori, e come ho parlato e voi li avete sentiti, questi primari, che si chiamano così, primari, hanno detto una bellissima idea. Noi anzi apriamo proprio le braccia per questa, sposiamo in pieno questa idea di far arrivare questi ragazzi all'interno degli ospedali. Perché vedi, Franca, e lo dico anche a nostro Fabio Vivia, il profumo dell'ospedale è un altro profumo, non è il profumo della scuola e non è pure il profumo della strada. È un profumo che ti fa capire che forse c'è qualcosa di diverso che tu non conosci, perché la tocchi con mano la paura, la disperazione, il star male, questo odore acre che tu senti, questi disinfettanti, forse ti fanno capire che forse devi concentrarti su qualcos'altro. Cosa ne pensi, Fabio Vivia? Guarda, grazie per la domanda, Mirella. Il profumo è la percezione, la cognizione che rimane più insita nel nostro cervello. Infatti ricordiamo i profumi di quando eravamo bambini. Mi piace molto cosa ha detto Antonio, ha detto ricorda che dalla goccia si forma un litro. È molto interessante perché tutte le attività di prevenzione, almeno io sono nella branchia riguardo la prevenzione dell'incidentalità stradale, ma di nuovo parlavi prima di educazione civica, Franca, educazione civica AIDO, quindi rispetto degli altri. Rispetto degli altri, gli altri per avere rispetto di se stessi devono avere una sorta di autostima. L'autostima arriva dal comportamento e quindi anche dal conoscere le conseguenze che dopo ci possono essere, quindi questo è proprio a corollario l'identità che le autoscuole UNASCA vogliono portare per il conseguimento della patente, e noi come primissimo soccorso ci siamo spinti di più insegnando proprio le 5 manovre a centinaia e centinaia di ragazzi di primissimo soccorso. Viva Dio, un malore. Hai di fianco il mio amico Ettore Manichino. Che poi conosceremo nella seconda parte. Ok, viva Dio, un malore non succede nella vita di una persona forse una volta, noi vabbè lo prepariamo, li addestriamo a essere preparati per quell'unica volta, però 10 volte al giorno chi guida si trova finché guida o finché cammina o finché è in bici a sentire una notifica del telefono, e quindi noi vogliamo in qualche maniera addestrare con questa goccia, come diceva prima Antonio, e con questa sorta di educazione civica che possono essere benissimo partnership con AIDO per far firmare questa dichiarazione, questa manifestazione di volontà ai ragazzi per, di nuovo, come dicevi te Mirella, chiudere il cerchio, no? Perché le persone che hanno una disabilità o le persone che hanno un problema legato allo stare male vorrebbero in tutte le maniere informare gli altri. Quando la settimana prossima saremo alle scuole di Castelfranco, vedremo 250 ragazzi, ci sono l'associazione vittime delle strade e loro hanno una forza così grande di voler far sì di passare queste informazioni per evitare che altri possano cadere in queste dinamiche sbagliate. Ecco, noi la consideriamo una sorta di chiusura del cerchio, quindi una sorta di sensibilizzazione, una sorta di input riguardo sia l'educazione civica ma anche l'autostima più interna. Pubblicità.
Allora io direi anche di attaccare questa intervista al presidente Tronchin, presidente Aido, perché è un'intervista molto importante con Bernardinello che è un trapiantato. Andiamo a sentire. Allora, cosa vuol dire questa serata, Presidente, per voi, soprattutto per far capire, come si parlava con Diletta Troian, il valore della donazione? Il valore della donazione, noi siamo quelli che l'abbiamo come missione, cioè noi lo riteniamo una nostra missione. Uno dei compiti fondamentali dell'Aido è quella di informare le persone e sensibilizzarle a una corretta informazione perché loro possano fare una scelta, diciamo, consapevole. Ecco, secondo lei siamo culturalmente preparati o c'è ancora molta strada da fare? Diciamo che c'è ancora tanta strada perché le persone non sono direttamente interessate a questi fatti, diciamo. Ci arrivano magari perché degli amici è successo qualcosa, oppure magari vengono a conoscenza attraverso dei familiari che hanno avuto dei problemi o hanno dei problemi, ecco. Perciò questi non sono molti in Italia, fortunatamente. E di fatto la stragrande maggioranza della popolazione non è a conoscenza, diciamo, della donazione, e poi si arrivano al rinnovo della carta d'identità e gli fanno la domanda, e quello è un problema. Ecco perché noi cerchiamo di sensibilizzare le persone perché arrivino che hanno la coscienza, sanno che dovranno fare una scelta. Grazie Presidente, veramente grazie e complimenti per tutto quello che fate. Adesso ci avviciniamo a un altro uomo, un'altra persona. Siamo con? Bernardinello Mirko. Allora Mirko, perché sei qui? Spieghiamo l'importanza invece della donazione con Mirko. Allora, io le dico solamente una cosa, che dal mio punto di vista la donazione è una cosa importantissima, che tutti tranquillamente possono fare, basta solamente un semplice sì, e praticamente una volta dato l'ok si può arrivare a salvare fino a 7 vite, quindi una persona che purtroppo, ahimè, non ha più vita, però tranquillamente può donare per dare la vita a qualcun altro. L'appello che vuoi fare, Mirko, questa sera qual è? L'appello che voglio fare io è che tutti quanti con un semplice sì possono dare una mano a più persone, come ho già detto, e soprattutto voglio rendermi anche testimonial, in quanto io sono il primo ricevente da cuore fermo in Italia e nel mondo per il tempo di elettrocardiogramma a piatto da parte del donatore. E io sono l'esempio che anche se non c'è più vita, può essere che la persona ricevente può ancora avere la possibilità di dare ancora tanto. Io sono l'esempio, 1 anno e mezzo che sono stato trapiantato, dall'11 maggio del 2023, e sono qua. Chi è che vuoi ringraziare in prima persona? Sono tante, lo so, le persone che tu vorresti ringraziare, ma quella che in particolare proprio vuoi dire grazie? In particolare sono, diciamo, 3. Una è il professor Gerosa, Gino Gerosa, che per me è diventato un papà. Paolo Zanatta, un altro professore che anche per me è diventato, non posso dire un papà ma un fratello, perché penso a poco siamo lì come età. E poi voglio citare anche il presidente nazionale Giuseppe Feltrin, il quale che anche lui ha dato una mano forte quella sera. Naturalmente poi ci sarebbero tante altre persone, tra cui anche la Patrizia che è qui presente, e dopo 2 persone in particolare, che queste potrò sempre dire che sono i miei angeli custodi, mia mamma e mio papà. E innanzitutto, sopra tutti, il mio donatore, che purtroppo non c'è più, però. Come avete visto, Mirko si è commosso, si è incrinata la voce, è un ricordo veramente importante, anche straziante. Come avete sentito, sono tante le persone, c'è una squadra attorno a questo uomo trapiantato. Grazie Mirko e complimenti per tutto. Grazie a voi. Grazie. Indovinate che abbiamo il telefono, non so se è lui perché non è una telefonata mirata, abbiamo Mirko da Rovigo. Ciao Mirko. Buongiorno Mirella, buongiorno anche la Franca e Giorgio. Sei tu allora quello dell'intervista che adesso ci chiami? Sì, sono proprio io. Come stai caro Mirko? Non c'è male, tutto avanti, sempre bene, si va avanti tutta. È sempre un piacere vedere la Franca. Ciao Franca, ciao. Ciao Mirko, un abbraccione veramente.
Sai Mirko cosa ha detto Fabio Vivian, che è qui presente, quando ti ha sentito? Ha detto che hai una carica ed hai una carica incredibile. Cosa vuoi dire Fabio al nostro Mirko, che avete sentito quanti ringraziamenti a questa squadra, una squadra fatta di professionisti, di questa meraviglia che abbiamo all'interno dei nostri ospedali, che sono questi primari, questi infermieri, questi anestesisti, questa squadra che qualcuno aggredisce, ma vi rendete conto cosa sta succedendo? Prego Fabio, cosa vuoi dire al nostro Mirko? Mi viene in mente una frase che mi ha insegnato il mio mentore della Svizzera, il dottor Jadan, che per il mondo sei qualcuno, ma per qualcuno sei il mondo. Quindi sai, noi per il mondo siamo un username, una password, un codice OTP, mentre per poche persone siamo veramente il mondo, e spingere questa sensazione, come hai detto tu e come dicevo qua di fianco a Franca finché c'era il servizio, è un'opportunità forte da far passare il più possibile ai nostri ragazzi. Grazie, come ci saluti Mirko? Cosa vuoi dire? Perché hai chiamato? Sono sicura che quando hai visto Franca veramente hai detto adesso la saluto, ma cosa vuoi dire con questa telefonata Mirko? Voglio solamente dire che basta solamente un sì per dare un aiuto grande a tante persone e soprattutto aiutare tante persone che attualmente, poverine, sono in sofferenza. Io ne sono la prova vivente e bisognerebbe ammirare la gente come la Franca e Giorgio, che si operano tutti i giorni continuamente a svolgere questa opera di divulgazione del dono. E comunque ci vediamo sabato prossimo a Padova tutti assieme in una giornata che spero che sia favolosa, ecco. Grazie caro Mirko, un grande abbraccio da parte nostra. Ecco, spero di farti incontrare anche il nostro Giorgio Bettio, che abbiamo sentito all'inizio della telefonata, perché queste parole che tu hai detto fanno molto bene anche al nostro Giorgio, e perciò ti ringrazio veramente di questa telefonata. Allora Franca, come vuoi salutarci? Noi abbiamo sentito e abbiamo visto tante immagini, foto, video, ma soprattutto il messaggio che vuoi dare questa mattina. Allora, innanzitutto io voglio dire, ricordate quindi questo grande convegno, ma ricordate anche il giorno dopo, che è il 1° dicembre, e ci sarà la grande festa di tutti i volontari AIDO, un modo proprio per ringraziare tutti i volontari aidini che stanno procedendo per divulgare questa sensibilità. Ecco, quindi il 1° dicembre, mi raccomando, tutti a Padova, al Santo, per una messa solenne e poi per un grande corteo con tutti i labari di tutto quanto il Veneto, e dopo ci sarà veramente un momento conviviale, una festa. Ecco, volevo ricordare solo una cosa: noi siamo un'associazione per la vita. Se qualcuno ha voglia di mettersi in gioco, siamo qua, ci sono tutti i gruppi comunali, le sedi provinciali, la sede regionale, siamo tutti a disposizione. Venite, dateci una mano, che bisogno di andare avanti ce n'è tanto. Ricordo ancora, ci sono quasi 8.000 persone in attesa di trapianto, e quindi sensibilizzare è una cosa veramente tanto importante. Noi diciamo sì alla vita. Grazie, un abbraccio a tutti. Grazie alla nostra Franca Gasparini. Questi pranzi conviviali, io li voglio spiegare, questi pranzi non è per divertirsi, è per unirci. Sono pranzi importanti, sono pranzi che fanno capire l'importanza di stare assieme, di conoscerci. Questi sono i pranzi che noi facciamo. Mi sembra che abbiamo un'altra telefonata, o sbaglio? Livio da Padova, poi devo andare in pubblicità. Vai caro Livio. Mirella, ciao, e un saluto ai tuoi ospiti. Io mi chiedo, ma mettersi al volante ubriachi oppure correre a una velocità pazzesca, ma questa gente non ama la propria vita, non lo so, come è successo tanti anni fa di un noto cardiochirurgo, non mi ricordo il nome, che era in auto con altri 2 o 3 uomini
e non so se fossero ubriachi oppure se corressero a una velocità pazzesca e sono usciti di strada, sono morti, diciamo, no? Un cardiochirurgo. Io voglio dire, non amava la propria vita, la propria missione, eccetera. Io mi chiedo, non so, come si fa a correre così e non capire che vuol dire che non si ama la vita? Grazie, ti saluto. Grazie al nostro Livio, ti risponderemo subito dopo perché Fabio Vivian rimane con noi. Salutiamo la nostra Franca Gasparini, Aido, salutiamo anche Giorgio che è qui con noi seduto comodo sulla sedia ma che ci sta ascoltando, e soprattutto questo filo di Arianna che anche questa mattina ha unito Fabio Vivian con Franca Gasparini e con Aido. Allora grazie, veramente grazie tante a Franca Gasparini. Adesso andiamo in pubblicità. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera su bei monti a guerreggiar correrà. Hanno cantato ancora una volta per la solidarietà gli alpini trevigiani, quella per la colletta alimentare con la raccolta all'uscita dei supermercati, e qui al panorama di Castrete in tanti hanno risposto all'invito del Banco Alimentare delle Penne Nere. Ogni volta che cantate qualcuno vi regala qualcosa? Sì, c'è sempre, anche perché ricordo che in sezione abbiamo 7 cori e facciamo un po' di promozione anche perché siamo sempre dalla parte di chi ha bisogno. Un sostegno che è in difficoltà che in tanti hanno dato concretamente. Anche se io sono una persona sola, per esempio vivo con uno stipendio, però mi ritengo fortunata perché comunque rispetto ad altri penso di avere tanto. Per cui ho pensato, ogni volta che c'è questa iniziativa io aderisco sempre. Magari non è tantissimo, ma è un po' una goccia come in un mare che può aiutare delle persone. Diversi viaggi fatti dal furgone degli alpini verso i magazzini del Banco Alimentare, segno di una forte sensibilità delle comunità trevigiane. Ma la solidarietà alpina continua con altre iniziative, come quella dedicata alla giovane Marta Mazzucato. Il 23 di novembre presso la chiesa di Catena di Villorba i gruppi del sesto raggruppamento in collaborazione con il coro Scarpon femminile di Spresiano organizzano un evento corale per Marta Mazzucato, una ragazza del nostro territorio colpita nel 2020 da emorragia cerebrale. Attualmente a casa Marta ha una necessità di assistenza continua, il motivo per cui ci troviamo a cantare per lei è anche questo. Signora, sai che adesso il premio le fanno un canto? Grazie. Cosa gli cantate? Madonnina da riccioli d'oro. Non sono tanto La riccia. scolpita su un tronco d'abete, un bel pastorello. All'altare di quella cappella lei guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un di pitturata. Ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là. Che bello, che bello. E perché ho aperto questa seconda parte con gli alpini? Perché abbiamo in presenza un alpino, Daniele Cenedese, che voi già conoscete, che è riuscito anche a aiutare la Mirella per questa colletta alimentare, perché noi con le squadre eravamo anche in farmacia per i bambini, perciò ho chiesto aiuto a Daniele e a questa squadra di Daniele di Alpini per fare questa colletta alimentare, aiutarmi, perché noi ci dobbiamo essere assolutamente avendo un emporio solidale, e Daniele era presente. Daniele darà anche dei numeri, però prima di dare i numeri vorrei anche salutare un altro ospite graditissimo che è il cardiologo Mario Trivellato. Veramente grazie professor Trivellato di essere qui con noi. Grazie. Buongiorno. Professore. Grazie. Abbiamo aperto proprio con l'Aido, abbiamo parlato del professor Gerosa, abbiamo parlato di cuore artificiale, abbiamo sentito un trapiantato, uno in attesa di trapianto, perciò tante cose chiederemo anche al professore Trivellato, che ringraziamo per essere qui. Però inizierei proprio dai numeri, visto che abbiamo visto il servizio sul banco alimentare. Allora, cos'è successo in questo sabato importante di colletta alimentare, Daniele Cenedese? Intanto abbiamo raccolto bene. Abbiamo superato l'anno scorso
Tanti hanno detto, perché l'anno scorso, tutti gli altri anni, veniva fatto sempre l'ultimo sabato del mese e la gente forse non aveva più soldini, allora è stato anticipato. E qua ha dato dei risultati, perché abbiamo avuto a Treviso un 3% in più, abbiamo raccolto in più, cioè solo a Treviso 121 tonnellate di cibo. Abbiamo visitato, siamo stati aiutati da 150 supermercati. 150. E tra Veneto e Friuli abbiamo raccolto più di 1000 tonnellate di cibo. Capite l'importanza della solidarietà? Perché quando il cittadino si fida, dona. Il problema è che si fida, vuole avere delle persone riconoscibili. Noi nelle farmacie per i bambini abbiamo avuto le associazioni combattentistiche che ci stanno dando una mano, perché finirà venerdì prossimo la raccolta nella farmacia per i bambini. Pensate l'importanza, mi diceva anche ieri il presidente di questa associazione combattentistica, Enzo Andretta, di vedere anche delle persone di cui ti fidi, che sono gli alpini, che sono questi combattenti, queste persone che sono delle figure importanti. Allora sentiamo cosa ne pensa anche il nostro professor Trivellato, l'importanza, ecco, della figura che ti opera, che ti visita, nella quale questi occhi ti guardano con la speranza che ti dica tutto sommato ce la faremo. Prego, professor Trivellato. La figura medico è importante, ma è importante anche come l'esercito. Quindi va bene la conoscenza, certo sapere, ma anche avere quel grado di empatia elevato ed essere vicino al paziente, non solo con la terapia, le pillole, le pastiglie, le endovene, ma anche come si segue la malattia del paziente. Essere sempre, mi ricordo io ho lavorato 2 anni in America, a Houston, una frase che mi rimane sempre in testa del mio capo di allora, mai togliere la speranza a un paziente, ossia dire la verità, ma mai essere assoluti, anche perché quello che non è possibile oggi è possibile magari domani, quindi magari dire sì, sarà una strada lunga, ma ci sono delle possibilità, mai essere assoluti nel negativo, anche se sono delle patologie importanti. Quello del trapianto di cuore, per esempio, pensiamo, non so, 50 anni fa, pensiamo ai primi trapianti che c'erano il rigetto, tanto è vero che a un dato momento sembrava quasi che la strada del trapianto fosse lasciata, invece poi si trovarono lì i farmaci per impedire il rigetto. Adesso siamo, grazie al mio amico professor Gerosa qui di Padova, il cardiochirurgo famoso non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, siamo vicinissimi alla realizzazione di questo cuore artificiale di dimensioni estremamente ridotte che permetterà di utilizzarlo in molti pazienti senza essere collegati come si è ora a una pompa esterna oppure con altri device, come si dice. Quindi la tecnologia ci sta dando dei risultati eccezionali e avanti così, come dicono gli alpini, avanti. Professor Trivellato, noi abbiamo sentito prima Franca Gasparini che ha dato dei numeri impressionanti, 8.000 in attesa del trapianto, perciò pensate quanto importante è arrivare al cuore artificiale, ma soprattutto arrivare, come ha detto lei, professor Trivellato, a dare questa pillola di speranza, che è quella che ti fa lottare tutti i giorni in attesa di questo grande intervento. Quanto è importante questa pillola di speranza in attesa che arrivi il donatore e l'intervento, professor Trivellato? È fondamentale, dandoci sempre dati di fatto. Sappiamo che in Italia c'è una rete, un centro di coordinamento per i trapiantati, ossia ci sono delle precedenze, c'è una persona che sta morendo in pochi giorni, quindi quello ha la precedenza rispetto a un'altra persona che pur essendo in scompenso cardiaco però diciamo galleggia nella sua situazione. Quindi c'è, e poi abbiamo sempre purtroppo nei fine settimana questi episodi delle tragedie, degli incidenti stradali e questi sono talora danno talora non raramente un supporto, donazione di un cuore. Ecco.
Allora, professor Trivellato, non a caso io questa mattina anche Fabio Vivian, che è Associazione Primissimo Soccorso, ma anche è referente autoscuole UNASCA. Allora, Fabio Volo, intanto dobbiamo rispondere anche al nostro Livio che aveva chiamato prima, però dobbiamo conoscere anche Ettore, che è qui alle nostre spalle. Finalmente anche conosciamo Ettore, guardate, Ettore è anche arrabbiato perché è un pezzo che aspetta, però Ettore non potevamo fare divertimenti, abbiamo tanti ospiti questa mattina. Allora, perché Ettore? E per questo l'importanza di capire, come ha detto il professor Trivellato, che dopo una morte può esserci una nuova vita. Prego Fabio. Beh, intanto professor Trivellato, grazie per il vostro operato e grazie per quello che state facendo, che è una realtà che noi che siamo nella vita normale non pensiamo. Di solito le persone si rendono conto di questi temi quando hanno un problema, e là scatta proprio il punto della prevenzione, evitare avere il problema, quindi cuore artificiale, solidarietà alpina, associazione per la vita, amare la propria vita, donare gli organi, io direi donare un po' il rispetto, quindi per che motivo un ragazzo che guida la moto e vede un ragazzino nelle strisce deve fermarsi e dare la precedenza? Per una questione di rispetto. Per che motivo chi guida e sente la notifica di un telefonino non deve guardarlo, ma deve guardare la strada? Per il rispetto della norma. E quindi da qua nasce l'associazione Primissimo Soccorso, dal fatto che dal 2010 al 2016 in Italia ci fu un medico dell'emergenza che portò questi temi, ora lui è in Svizzera, e noi addestriamo i ragazzi delle scuole, anche dalle scuole materne per gioco, a premere il cuore e a fare in modo di familiarizzare con questi temi, perché quando una persona vede un manichino, vede un defibrillatore, sente parlare di AIDO, sente parlare di alpini, caspita, più giovane è e meno è correlato con l'aspetto solidaristico per cui nascono queste realtà, e noi vogliamo proprio diminuire questo gap e fare in modo che i ragazzi giovani siano attratti da associazioni di soccorso, siano attratti da associazioni di volontariato, siano attratti a far sì che in qualche maniera questa solidarietà, fiducia e il dottor Trivellato ha parlato di empatia prima, ecco, noi vogliamo creare una sorta di empatia stradale. Allora, Daniele Cenedesi, empatia stradale, voi la fate proprio anche come protezione civile, cercate di dare anche un segnale a questa comunità che ha bisogno di essere rispettata, di essere aiutata e delle volte di essere salvata. Abbiamo visto le emergenze anche con questo clima che è impazzito grazie all'uomo, questo è, sfortunatamente grazie all'uomo che è impazzito il clima, perché se non si mettono veramente d'accordo su quello che può succedere per il futuro e mettere in sicurezza i paesi non ce ne sarà per nessuno, perché la natura farà la sua parte, e quando la natura parte non la ferma di sicuro a nessuno se non sei veramente preparato. Allora, cosa vuol dire per voi alpini essere sempre in prima linea? Siete i primi che partite, siete i primi che arrivate, siete quelli che cercate anche più di altri, anche se ce ne sono tantissime altre associazioni, come ripeto, però di essere presenti nel territorio in qualsiasi momento, ma soprattutto la preparazione e il coinvolgimento delle famiglie e della comunità. Siete gli unici che lo sanno fare con dei numeri importantissimi. Prego. L'ho detto anche prima, quando uno si sente volontario è un po' volontario dappertutto, ma sono noi un gruppo degli alpini con altre associazioni di volontariato, entriamo sulle strade perché c'è la maratona domenica, abbiamo ognuno le sue squadre. Dove c'è la maratona? Qui, Spieghiamo. a San Biagio di Callalta, 4 anni che si ripete, una mini maratona si chiama, sono 21 km, ma poi sono i 6 anche per gli amanti e quelli che fanno i 10. Comunque siamo sulle strade che facciamo un servizio, quindi ho detto, quando siamo volontari si sente, fai anche altre cose che non sarebbero le nostre. Parlando dell'AIDO, prima non so perché non ho seguito la trasmissione, una bella cosa che ho notato, io mi sono fatto la carta d'identità da poco e ti chiedono subito, il problema è che tante associazioni dell'AIDO, poverine, stanno con questo discorso, non fanno più soci, non fanno più qua, non fanno più là, perché
giustamente con l'iscrizione alla carta d'identità uno dà già il suo assenso, quindi queste associazioni dell'AIDO prima o dopo andrà, secondo me, anche a sparire questi gruppetti in giro, rimarrà solamente Faremo un AIDO questa grande. domanda anche appunto all'AIDO, perché è importante anche quello che dice Daniele, perché questo. Daniele se ne intende di volontariato e di associazionismo. Allora, professor Trivellato, la domanda che faceva Daniele è molto importante. Noi siamo sulle strade, cerchiamo veramente di aiutare, ma soprattutto adesso ci sarà questa maratona. Io ho avuto ospite eccellenze del territorio, dal professor Gerosa, proprio ho avuto tantissime persone, il professor Garattini, i quali dicono movimento, mezz'ora al giorno fare movimento e non eccedere anche del movimento, perché sennò li troviamo poi come birilli a una certa età, perché si credono essere dei Superman e invece non lo sono. Cosa vuole dire a queste persone? Sì, movimento, ma nella maniera giusta, nel modo giusto e con degli orari e dei limiti. Prego, professor Trivellato. Il movimento va bene, ma va sempre fatto con sale in zucca. Persona dopo i 20 anni, dopo i 30-40 anni, una visita cardiologica, un elettrocardiogramma di base sono estremamente utili, se non necessari in molte circostanze, perché soprattutto se un paziente è diabetico o iperteso, che sono due fattori di rischio importanti per la salute delle nostre coronarie. Teniamo presente che adesso 26 no, ripeta professore, perché era andata via la voce. Sì, il movimento è importante, va bene fatto, ma se una persona è diabetica oppure è ipertesa o ambedue le cose, una visita cardiologica o elettrocardiogramma è compulsory, come dicono gli americani, assolutamente necessario. Io consiglierei anche, se non ha queste patologie in atto, perché alle volte può essere una patologia silente, nascosta, che si esprime in determinate condizioni. Soprattutto adesso col gran caldo o il gran freddo o il freddo. Adesso non abbiamo gran freddo, però sicuramente rispetto a 20 giorni fa abbiamo quasi 20 gradi di differenza. Adesso abbiamo 7-8 gradi alla mattina e questo bisogna tenerlo presente. Quindi ok, va bene queste maratone, va bene quanto fanno queste associazioni di volontariato a cui tutti noi dobbiamo essere riconoscenti, ma teniamo sempre presente questa possibilità. Quindi salute, fare, sì, ma fare in salute e con un'adeguata protezione, o perlomeno aver verificato prima una cosa basilare, visita cardiologica ed elettrocardiogramma. Allora guardiamo anche le foto che ha mandato il professor Trivellato, così le spieghiamo. Guardiamo le foto e sentiamo, ecco, come le commenta il professor Trivellato, che sono foto importanti. Ecco, qui cosa stiamo vedendo, professor Trivellato? Qui stiamo vedendo, c'è un libro che ho prodotto io ancora anni fa, vedete, si chiama Elettrocardiografia pratica, perché questo dottor Marriott qui ha scritto questo libro che è stato il più venduto negli Stati Uniti, perché è fatto anche per i non cardiologi, internisti, chirurghi. Ci sono degli esempi di elettrocardiogrammi molto belli, molto evidenti, con una spiegazione apprendibile anche chi non è specialista in cardiologia. Poi attaccati, possiamo tornare di nuovo nell'immagine precedente? Sì, prego professore, adesso torneremo subito nelle immagini precedenti. Ecco, qua sta arrivando la foto, no, questa è un'altra, eccola qua. Eccola qua. E poi ci sono due apparecchi, vedete quelli che ho messo sulla copertina, quello più piccolo come una barretta e l'altro invece tipo a farfalla. Sono due dispositivi che è l'ECG transtelefonico, ossia la telecardiologia, che io consiglio a certi pazienti che hanno delle aritmie altrimenti non documentate. Per esempio noi abbiamo l'Holter,
che è un esame che tutti ormai conoscono, ma sapete che ti prende 24 al massimo 48 ore. Con questo apparecchio, soprattutto quello a barretta, se uno ha aritmie o supposte tali, io do al paziente, può andare in qualsiasi parte del mondo dove ci sia la ricezione telefonica, praticamente adesso va tutto il mondo, e lui mi trasmette in tempo reale, come un'email, il suo elettrocardiogramma, mettendo 2 pollici sopra la barretta metallica. E questo è fatto per quei pazienti che hanno aritmie raramente non frequenti. Quindi uno ha come, diciamo, un salvavita, volendo esagerare, ma sicuramente qualcosa per catturare l'aritmia anche in qualsiasi parte sia. Sentiamo cosa ne pensa il nostro Fabio Vivia, ecco, di questi strumenti, di questa tecnologia che ringrazio sempre il professor Trivellato di portare a Sveglia Veneti, ecco, perché è molto importante capire che c'è anche una tecnologia che ha fatto passi veramente da giganti e che questi veramente eccellenze che abbiamo nel territorio, che sono questi cardiologi, questi chirurghi, veramente ti danno la possibilità di avere in tempo reale e trasmettere quello che ti dice il tuo cuore, i battiti e le aritmie. Prego Fabio. Intanto professor Trivellato, rinnovo di nuovo i ringraziamenti perché noi stiamo bene. Quando non stiamo bene abbiamo una grande fiducia sulla medicina, e quando sentiamo che ci sono luminari e professori come lei e di tutte le nuove realtà che stanno nascendo riguardo la tecnologia della vita, ci sentiamo solo di ringraziare. Il cuore, insegniamo ai bambini, è la parte di noi, è il nostro motore, è quello che sentiamo forte quando corriamo, che sentiamo forte quando siamo felici e che sentiamo, viva Dio, anche quando siamo tristi e quando proviamo dolore. Quindi il cuore è il motore del nostro dispositivo primario. Noi grazie a questa nuova modalità di empatia stradale, di sicurezza stradale, cerchiamo di insegnare le manovre di rianimazione cardiopolmonare insieme all'uso del defibrillatore, che è uno strumento, ricordiamo, che va a fare uno shock per cardiovertire una scossa anomala del miocardio. Il defibrillatore o il manichino è sempre sentita come una cosa medica, come una cosa come quando vediamo l'Aido o quando vediamo gli alpini. Allora un giovane dice, si discosta, dice no, io non c'entro da questo. Invece noi vogliamo proprio farli centrare in questo, perché l'empatia stradale, la donazione degli organi, la solidarietà, il rispetto stradale parte da queste cose qui, ed è un peccato che il genere umano, la persona nel suo ciclo vitale si renda conto di queste cose quando ha un'età avanzata, uno ha esperienziale avanzato. E quindi noi, per esempio, venerdì mattina vediamo 320 ragazzi di una scuola di Bassano. Tutti questi 320 ragazzi faranno 5 manovre teoriche e pratiche di rianimazione cardiopolmonare, verranno istruiti sul defibrillatore, ma non, viva Dio, solo a fine a se stesso, a caso di arresto cardiaco di malore, ma di nuovo per sviluppare questa sorta di empatia, questa sorta di rispetto, questa sorta di solidarietà e fiducia, non solo nella norma quando vediamo che qualcuno non la rispetta nei nostri confronti, ma anche per in primis dare quell'apporto in più e per essere ogni singola persona una sorta di ambasciatore di empatia stradale, di rispetto della norma. Per cui i lavori fondamentali come professor Trivellato, che arrivano poi quando ci sono dei danni e delle patologie, di nuovo di norma tendiamo sempre ad avere questo atteggiamento di quasi quando qualcuno ha bisogno, che sta male, questo atteggiamento di fiducia nei confronti prima quello che ci ha parlato lo ha definito il suo papà. Esatto. Lo ha definito il suo papà, il professor, mi sembra che sia il professor Gerosa, che gli ha installato un nuovo motore, e per cui noi vogliamo essere veramente un po' prima. Vogliamo essere prima, ricordare che per il mondo sei qualcuno, ma per qualcuno sei il mondo, ricordare che un arresto cardiaco avviene anche per
impatto quando una moto e una macchina, una bici e una macchina, un pedone e una macchina non prevedono le dinamiche, e di nuovo grazie al manichino Ettore stiamo cercando di insegnare il primissimo soccorso, che è una sorta di predisposizione all'empatia stradale, una predisposizione alla fiducia degli altri che possono rispettare la regola. Allora, Daniele Cinedese, questa empatia che voi avete come alpini, adesso inizia il Natale, siete molto esposti, siete invitati dappertutto, tutti vi vogliono, tutti vi cercano e voi siete sempre presenti. Cosa succederà a Natale? Ecco, perché dicembre è il mese magico, il mese della solidarietà, dell'associazionismo, la gente si muove, voi vi vediamo sempre in prima linea con questa divisa gialla fosforescente. Adesso, qualcuno capisce il problema? Ecco, il colore giallo quanto importante è? Prego. Voglio fare una domanda al professor Trivellato. Prego. Siccome è personale, lui ha parlato di movimenti, io sono cardiopatico e sono anche, come si dice, diabetico. Non vado mai, a mattina ho un male alle gambe, davanti ai piedi, i dolori dell'età. Cosa ho pensato di fare? Ho pensato di prendermi un cane. Ho avuto anche difficoltà perché ho telefonato a dei canili e mi rispondevano senza neanche chiedere niente quanti anni ho. E io gli dicevo, ho superato i 70, è troppo vecchio, non stia neanche a venire. Sono brutte risposte queste qua. Allora cosa ho fatto? Per lavoro così, sono passato davanti, vedevo sempre sti cani, mi sono fermato e ho chiesto, questi cani li tenete, come si dice, in pensione? O no, li diamo, sono cani venuti dalla Sicilia, dalla Calabria e ho detto, ma vedevano tutti sti bei cani bianchi grandi, ho detto, mi hanno detto che sono vecchio per un cane, se prendo un cane grande così mi trascina, pensavo di prendere un cagnolino piccolo e lei mi fa, no, vieni qua, mi ha fatto una camminata e un cane mi è venuto contro, io non ho cercato, io vedevo anche di più belli, questo qua è venuto là, mi ha abbracciato, mi ha fatto, guarda, mi commuovo, niente, allora ho detto, ma guardi, è troppo grande, mi fa, vado a prenderti un guinzaglio, è andato a prendere il guinzaglio, questo cane mi seguiva, non mi ha mai tirato. Sono andato a casa, ho detto a mia figlia vieni a vedere. Eri il suo padrone, eri il suo amico. Ti ha scelto lui. Ti ha scelto lui. Ferma perché abbiamo Antonio da Conegliano, poi andiamo dal professor Trivellato perché la domanda è quanto bene mi fa passeggiare col cane. Andiamo da Antonio da Conegliano. Sì. Buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Antonio. Volevo non parlare di un fatto, diciamo, di pubblicità alla TV, volevo dire come mai io ho fatto 40 anni il cuoco in Italia e all'estero, no? Tutti questi signori che cucinano, che fanno vedere alla TV, questi signori stellati quelli, che adesso devono pagare 30-40 mila euro di affitto a Milano o a Torino del loro ristorante e che adesso si sono buttati nelle TV per cercare a campare, insomma, no? Insomma, volevo chiedere, questa gente che fa il ragù in un quarto d'ora, tutte queste ricette, va bene per i casalinghi, ma noi che siamo dei professionisti, che sentiamo queste favole alla televisione, siamo un po', sembra di essere preso in giro, capito? E anche quel signore lì, stellato lì, dei tre cuochi, Canavacciolo, dopo c'è quello italiano e quello mezzo inglese, non si capisce, fa la pubblicità del panettone Motta, ci mette anche la sua faccia su questo panettone Motta. La Ferragni gli ha fatto un'inchiesta, lui si mette la faccia, il panettone Motta è il peggior panettone che esiste. Beh, non facciamo perché sai che sei davanti alle telecamere, per carità prenditi la responsabilità di quello che hai detto, perché sai che quando fai nomi e cognomi davanti alle telecamere. Allora Antonio ti ringrazio, hai fatto la tua riflessione
Voce viva, e serve anche questo la trasmissione. Attenzione con i nomi e le sigle, perché sono molto importanti, perché sapete che siete davanti alle telecamere e molte persone, tantissime, vi ascoltano. Questa è stata la riflessione di Antonio. Ma per tornare al nostro professor Trivellato, con la domanda che ha fatto il nostro alpino Daniele Cenedese, questo cane che mi aiuta, che mi sorregge, che mi accompagna, ma soprattutto il camminare, il movimento. Prego, professor Trivellato. Abbraccio con tutto il cuore questo simpatico alpino, perché quella dei cani è una cosa che io dico sempre ai pazienti o aspiranti tali: prendetevi un cane, andate in canile. Io sono andato in canile a prendere il mio cane, il cane ti porta fuori la mattina 2 o 3 volte al giorno, uno cammina fuori col cane, c'è un motivo per uscire, e quando cammina, se vedete le persone che camminano da sole, nessuno le ferma. Col cane uno le ferma, chiede che bello il cane, che razza è, oppure sì, quanti anni ha. Quindi un cane è sicuramente è una terapia, vorrei dire non fondamentale, forse è troppo, ma sicuramente ha un effetto positivo sulla salute delle persone. Quindi io consiglio: andate in un canile oppure in un posto dove è andato il nostro simpatico alpino, e cercate, ecco, ci sono questi incontri magici. Qui a Padova io incontro ogni mattina persone coi cani e mi avvicino, chiedo il cane cos'è, come va, e poi da lì magari viene fuori anche qualcosa sulla salute, ma concordo pienamente sulla dog therapy, diciamo così. Professor Trivellato, un'altra domanda che le faccio è questa intelligenza artificiale. Il professor Gerosa, quando abbiamo parlato, che appunto è stato ospite a Sveglia Veneti, alla mia domanda: sì, professor Gerosa, ma c'è sempre la mano dell'uomo, poi alla fine non c'è solo l'artificiale, ma c'è l'uomo. Cosa ne pensa lei e cosa vede in futuro, professor Trivellato? L'intelligenza artificiale in futuro, se riusciremo a impostarla in maniera corretta, sarà estremamente utile. Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale è qualcosa che si basa su miliardi di dati. Noi poniamo una domanda e lei fa in automatico, correla tutte le possibili connessioni che ci possono essere con quella domanda. Per esempio, scompenso di cuore, terapia, mi va a rivedere in automatico, in pochissimi secondi, anche frazione di secondi, tutte le terapie attuali, e le connette con l'età, il sesso, se uno ha anche diabete oppure se è iperteso, la terapia ideale. Sicuramente sarà estremamente utile, ma il problema è una cosa che seguo e vedo finora, è quello di far sì che non ci prenda la mano. Ecco, quindi è una cosa estremamente utile, ma va controllata, va impostata in maniera molto molto accurata. Allora andiamo a vedere adesso parliamo di sicurezza stradale, questa intervista a questi genitori di Daniele Pavan. Sono i genitori che si sono rimboccati le maniche, qui lo dico a Fabio Vivia, per far sì che venga fatta questa raccolta ai motociclisti con l'airbag obbligatorio, perché loro hanno perso il loro figlio con la motocicletta, un giovane bambino, ragazzino di 15 anni, e non ci sono più. Andiamo a vedere queste interviste e a sentire cosa dicono questi genitori, quelli che stanno cercando di fare questa raccolta firme per l'airbag obbligatorio da portare in Europa. Ciao a tutti, è una domenica speciale questa, domenica 10 novembre, per raccogliere le firme perché l'airbag diventi obbligatorio nelle motociclette. Siamo arrivati qui a Montebelluna, ci sono tante associazioni, stanno iniziando a prepararsi per questa raccolta importantissima. Oggi tutti per uno per tutti, ma per salvare le vite. Non si può morire a 10, a 15, a 20, a 50, a 70, perché non si riesce a avere la tecnologia che protegge. Questo non è ammissibile. Faremo questa raccolta firme assieme a tanti genitori, saremo in prima fila con Andrea Dan, questo papà
papà che ha perso l'adorata Emanuela e da quel momento ha deciso di rimboccarsi le maniche. Ma non solo lui, tante famiglie, tanti genitori veramente per cercare di far capire alla politica che deve battere un pugno. Questa tecnologia c'è, non può essere che chi ha soldi può proteggersi e chi non ha soldi non può proteggersi. Allora ci spostiamo, andiamo ad incontrare questi genitori, eccoli qua. Questa mamma e questo papà che, come vedete dalle immagini, hanno perso il loro adorato figlio. Allora, prego. Io sono Vederago Barbara, lui è Pavan Claudio. Siamo i genitori di Davide Pavan, morto in un incidente 2 anni e mezzo fa. È stato travolto da un poliziotto ubriaco e da quel momento là non abbiamo più pace. Cerchiamo qualsiasi modo per poterlo ricordare e per evitare che succedano ancora questi incidenti. Sono il papà di Davide Pavan, sono Claudio e queste cose non devono succedere più. Allora, Fabio Vivian, questi messaggi devastanti, un altro poliziotto, abbiamo sentito questo schianto terribile che è successo a Roma, questa velocità, sempre questa alta velocità, ecco c'è sempre un punto di domanda, ma cosa dobbiamo fare? Dire perché si vada piano, non sempre serve correre, non sempre, anche diciamoci la verità, delle volte vediamo delle situazioni anche imbarazzanti da chi dovrebbe rispettare proprio la velocità, la segnaletica. Prego Fabio, cosa vuoi dire a questi genitori? Allora, intanto a questi genitori volevo dire grazie, perché ricordiamo, grazie a questo grande coraggio che hanno questi genitori, io conosco tanti genitori di vittime della strada che vengono a portare la loro testimonianza e ricordare a chiunque, anche a me stesso, che per il mondo sei uno, sei qualcuno, ma per qualcuno sei il mondo. E sai, per i nostri figli è così scontato avere qualcuno che è essere il mondo di qualcuno, e invece noi vogliamo in qualche maniera, grazie a queste testimonianze, farlo ricordare e capire a centinaia e centinaia di ragazzi che si mettono in strada. Attenzione, non solo alla guida di un veicolo, perché mettersi in strada vuol dire anche mettersi in strada a piedi. Sempre si vedono per le strade la nostra gioventù che ha un dispositivo connesso alla rete già a 9-10 anni, questo è un altro tema, e mi spiego e mi faccio la domanda: per che motivo un ragazzino dovrebbe guardare la strada finché cammina o guardare la strada finché guida? Ecco, grazie alle testimonianze di questi genitori che hanno un coraggio pazzesco e che hanno una ferita che mai più si rimarginerà, per cui hanno tutto il mio rispetto, il nostro rispetto, in questo coraggio. Mi viene in mente anche Ettore, mi viene in mente Franca e tutte le varie associazioni di tutta Italia di vittime della strada, riuscire a ricordare a centinaia di ragazzi che, di nuovo, per il mondo tu ragazzo sei qualcuno, ma guarda che per qualcuno sei il mondo, per cui questo mondo ti aspetta a casa. Allora, questo mondo ti aspetta a casa, poi c'è qualcuno che dice però questo mondo e questa scuola guida va cambiata. Sentiamo cosa dice il nostro Gigi Pirollo, che fa guida sicura con l'ACI e interviene anche su questa guida che dice i ragazzi non sanno guidare. Sentiamo. Sono Gigi Pirollo, io come professione sono pilota di rally, copilota di rally, ma seguo molto, ci tengo moltissimo al discorso dell'airbag sulle moto, perché è fondamentale questo per salvare un po' le vite. Il problema che abbiamo visto comunque è che pochi sanno guidare, cioè la sicurezza è data anche da come uno guida. Purtroppo guidano malissimo, non rispettano quello che sono i codici della strada, superano a destra, si impennano. E in più una cosa che ho notato, perché è da anni che guardo queste cose, il casco non viene mai allacciato, è sempre non chiuso bene. E purtroppo abbiamo visto che tantissimi incidenti sono dovuti, e la mortalità è dovuta anche a quello. Quello che raccomando a tutti è di essere coscienti di quando si va in moto, perché non siete solo
voi che correte sulla strada, ma ci sono tanti altri. Stessa cosa vale per gli automobilisti, attenzione, non è solo le moto. Comunque l'airbag avete visto che non solo sulle moto, ma è stato chiesto anche e verrà messo anche sugli sci, quindi vuol dire che questo progetto dell'airbag sulle moto secondo me prenderà piede. Volevo dirvi anche, mi ero dimenticato, firmate, io sono venuto apposta a firmare. Allora Fabio Vivian, queste parole importanti di Gigi Pirollo, lui sa cosa dice, ecco, lui insegna guida sicura, i ragazzi non sanno guidare e non solo i ragazzi. Prego Fabio. Allora, i ragazzi hanno un aspetto tecnico nella conduzione dei veicoli a motore e una sorta di una sorta di pericolo che può derivare dalla strada. Per quello noi come UNASCA, ma soprattutto come Associazione del Primissimo Soccorso, insegniamo la capacità di percepire un pericolo, di aumentare la sicurezza in strada con il primissimo soccorso e quindi premendo Ettore usando un defibrillatore. Da febbraio di quest'anno siamo in contatto con una, si può dire il nome? Guida e Vai SRL, una società di Milano, loro vanno in tutta Italia, grazie al network di autoscuole, e fanno provare a tutti i ragazzi le manovre di sovrasterzo, di sottosterzo, di frenata di emergenza, di slalom dinamico, nonché di primissimo soccorso. Quindi abbiamo unito queste due. Meno motore, perché se la macchina si ferma non è che alziamo il cofano e controlliamo il motore, esatto, perché tanto, ma magari più guida sicura, questo sì, abbinata anche al soccorso. Sì, più guida sicura, attenzione che la guida sicura normalmente è un concetto di dire dobbiamo controllare il veicolo che va veloce. No, non dobbiamo controllare il veicolo che va veloce, dobbiamo saper controllare un veicolo che va veloce evitando i meccanismi che ci portano a essere veloce. Quindi non guida sicura in sé, ma per il controllo tecnico del veicolo, ma guida sicura, guida e vai con sicurezza, appunto è il nome del progetto, per portare sia addestramento pratico nel saper ridurre uno sbandamento di un veicolo, ma soprattutto portare attivazione nel concetto del primissimo soccorso, quindi di aumentare la percezione del pericolo. Abbiamo Piero da Schio, prego Piero. Ciao a tutti, forse prego. Dico delle stupidaggini, non lo so. Comunque, due cose. Secondo me, quando i ragazzi vanno a scuola guida, che ne conosco molti giovani, fanno un sacco di ore di teoria, anche su come funziona il motore. Cosa serve sapere come funziona il motore, che se si ferma la macchina non sai più cosa fare. Quindi farei più pratica. E un'altra cosa che voglio dire, ci sono un sacco di biciclette monopattini di sera senza fanale. Una volta facevano le leggi stupide, ad esempio per mettere lo specchietto retrovisore a destra, che va bene anche quello, però io che giro parecchio in macchina vedo un sacco, come ripeto, bici monopattini senza fanale e magari con chi guida con la tuta nera, ecco. Tutto qua. Grazie Piero, infatti l'avevo appena detto, mi fa piacere che tu supporti quello che ho detto, meno motore, più guida sicura, perché altrimenti non ne andiamo fuori. Già hanno l'adrenalina quando guidano, ci mancherebbe solo che invece di capire che devi rispettare anche il tuo prossimo come te stesso, questi fanno e se la godono e poi succede il morto e questo non va assolutamente. Il problema è che delle volte muore, scusa perché si sente, delle volte muore la persona che non c'entra niente, poveretta, che era lungo la sua strada tranquilla e beata, e magari quello che invece che ha provocato l'incidente si salva, ma non è questo, il problema è il rispetto quando ti metti alla guida. Prego Fabio, rispondiamo anche al nostro Piero. Sì, allora in Italia siamo a 3.000 decessi in strada all'anno. Ricordiamo che per ogni decesso ci sono circa un centinaio di persone che possono essere potenzialmente coinvolte. Mi vengono in mente i genitori, mi vengono in mente tutte le persone che hanno traumi irreversibili e irreversibili. Per quello noi stiamo lottando anche come UNASCA per andare a cambiare questi accessi
alla conduzione e all'abilitazione dei veicoli stradali. Viva Dio, come dicevi te Mirella, esistono ancora molte domande riguardo al motore o tutti quegli aspetti tecnici. Stiamo cercando di mettere obbligatorio, e già in parte ci siamo riusciti, tecniche di primissimo soccorso, quindi premere il manichino, usare il defibrillatore al posto del motore per arrivare all'esame teorico. Ora siamo in piccola parte a questo e siamo a una formazione pratica per il conseguimento della patente. Noi Autoscuole Unasca siamo veramente in prima linea anche con i vari ministeri per andare sempre di più anche nelle esigenze dell'Europa, della Vision Fermo Zero. perché devo correre, perché ormai siamo in chiusura. Daniele Cededesi, Alpini, un buon bicchiere di vino, poi andremo a chiedere anche al professor Trivellato, ecco, perché il professor Garattini dice che il vino è cancerogeno, che fa male. Ecco, gli alpini con questo bel calice, come guidano gli alpini? Gli alpini guidano come gli altri, sono sempre i giovani che adesso bisogna abituarli un attimo. Anche gli alpini non sono migliori degli altri. Sono delle piccole cose che giustamente vanno prese per mano, perché anche il discorso i monopattini, mi è successo, per questo lo dico, arrivi dove c'è passaggi pedonali, il monopattino non vanno così con la testa, via dritti. Non è che perché è passaggio pedonale devi sempre guardare, fermarti, smontare e farlo a piedi. Vediamo adesso non vengono rispettate quelle robe là. Professor Trivellato, il vino e il cuore, ecco, questo bere con moderazione, cosa ci dice professor Trivellato? Io dico che un buon bicchiere di vino in buona compagnia, soprattutto in buona compagnia, sicuramente non fa male un bicchiere di vino. Certo, quando uno esagera, sicuramente è figo per la nostra vita. Daniele Cededesi diceva rosso o bianco? Professore Daniele diceva rosso. Selvaggina, se è pesce, bianco, un buon bianco secco, va benissimo. Approfitto che ho l'immagine in diretta, mostro questo apparecchio che è uno dei due che erano sul libro. Ecco, questo è quello che io consiglio ai miei pazienti, quelli che hanno aritmie o sospette tali non documentate dall'Holter, che ripeto dura 24-48 ore. Questo viene applicato nel petto del paziente e va via, torna dopo 2 settimane, 3 settimane. Noi catturiamo, voi capite, è enormemente più utile di un Holter che non abbia eventualmente catturato aritmie. Questo ci permette al giorno d'oggi la telecardiologia, che è un esame, è qualcosa che noi dobbiamo conoscere e applicare in pazienti selezionati. Grazie professor Trivellato. Allora adesso Fabio Vivia, ormai siamo in chiusura, vorrei capire l'importanza anche di questi messaggi che arrivano da più parti, però alla fine sono tutti per un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita di tutti noi, migliorare la comunità. Cosa intendete fare anche perché il governo ascolti? Perché dicono lo Stato, no, lo Stato siamo noi, il governo che deve ascoltare. Ecco, questo codice stradale, lei ne sa qualcosa, cosa ne pensa? Prego Fabio. Sì, allora il codice stradale sta andando di sicuro, sta avendo fumata bianca, speriamo. Speriamo che non ci sia solo un inasprimento delle norme, ma ci siano possibilità attive per il benessere dell'individuo, sia assoluto in sé, ma soprattutto sociale, perché qua stiamo parlando di benessere sociale. Una tragedia stradale crea una tragedia da un punto di vista sociale, per cui siamo fiduciosi che il Ministero dei Trasporti, come ha adottato tecniche di primissimo soccorso per il conseguimento delle patenti, e ci stiamo arrivando dopo anni, dia queste regole base che non si tramutino solo in un aumento dell'inasprimento delle regole, ma che a 360 gradi possiamo noi, mi rivolgo come autoscuola, il mio lavoro primario è quello di autoscuola, di far conseguire le patenti, di dare come curriculum didattico ai ragazzi queste nuove, come dicevi te Mirella, meno motore e più attività di prevenzione, attività
di percezione del pericolo, più attività di immaginare un pericolo. Noi diciamo ai ragazzi: immaginate cosa possa succedere, ma a noi non succede, è proprio lì che vogliamo andare a fermare. Anche perché, Fabio, facciamo una parentesi, questo nuovo modo di vedere anche la scuola guida diventa educazione civica, perché fate anche il primo soccorso. Ecco, io mi domando, primissimo soccorso, cosa serve il motore a sto punto? Togliamolo e facciamo primissimo soccorso, perché abbiamo tutte le possibilità per aiutare, per intrigare questi ragazzi. Ti vogliamo come presidente. Intrigare questi ragazzi a essere coinvolti, perché è quello che vogliono i ragazzi. Professor Trivellato, ecco, i ragazzi vogliono essere coinvolti anche su materie delicate, su situazioni importanti. Sbagliano, insegniamogli però anche a rialzarsi, però siamo noi, siete voi che dovete farli rialzare. Cosa ne pensa di questi giovani, professor Trivellato? Beh, i giovani, direi che è un momento un po' critico in questi anni, in questa situazione non solo nostra ma a livello mondiale. Ma però i giovani, se correttamente incanalati, possono dare dei risultati positivi strepitosi. Questo insegnare come fare pronto soccorso è utilissimo, salva delle vite, salva il massaggio cardiaco e il defibrillatore, che adesso sono apparecchi veramente facili da usare, è fondamentale. Quindi andare nelle scuole, cercare un approccio diretto con questa gioventù che, se correttamente presa, può dare molti risultati positivi. Non lasciamoci scoraggiare, non guardiamo solo le notizie negative in televisione, ma ci sono anche le notizie positive e mi complimento con quanto stanno facendo le persone in studio per arrivare a questi risultati positivi anche con i giovani, che talora può essere difficile al primo approccio, ma poi se uno li sa correttamente prendere, sono delle miniere ancora in parte inesplorate. Grazie, ringraziamo tantissimo il professor Mario Trivellato, cardiologo, di essere stato con noi, di averci fatto capire quanto la tecnologia ha fatto passi da gigante. Adesso però anche noi dobbiamo fare la nostra parte, iniziare a comprendere, a capire che forse delle volte dobbiamo ascoltare e non usare il Minovo combatta. Ecco, forse ascoltando, tutte le mattine noi andiamo a scuola con i nostri ospiti, è molto importante. Perciò veramente grazie professor Trivellato per quello che ha detto e per quello che ha cercato di far capire per un bene comune. Grazie. Sentiamo come ci saluta anche Fabio Vivian, ecco, questa oretta che è stato con noi per capire l'importanza anche della guida sicura, del primissimo soccorso. Prego. Sì, voglio ridire la frase: ricordiamoci che per il mondo sei qualcuno, ma per qualcuno sei il mondo. Ricordati che quando ti aspetti che qualcuno ti dia la precedenza, devi essere in primis te quando hai bisogno di dare la precedenza a darli. Ricordati di allacciare le persone dietro, è obbligatorio dal 92, allaccia dietro. Ricorda che quando c'è una notifica su questo non deve essere guardato. Da un punto di vista fisiologico siamo portati a girare la testa, quindi mi permetto di dire che 8 incidenti su 10 sono causati dalla distrazione. Per quello anche noi adulti abbiamo una responsabilità molto grande. Io a casa ho 3 bambini, ma non solo per i miei ma per tutti gli altri. Quando noi ci facciamo vedere adulti a fare dei comportamenti sbagliati, in qualche maniera validiamo questi comportamenti. Quindi, per non cadere nel diktat, c'è una norma ma nessuno la rispetta e quindi la gioventù va dove fa la massa, siamo noi in primis dei piccoli ambasciatori nelle piccole cose di tutti i giorni ad evitare i comportamenti sbagliati e a essere appunto degli ambasciatori di buon senso. Noi dal nostro punto di vista insegniamo quel primissimo soccorso a salvare la vita. Come abbiamo detto prima, l'arresto cardiaco succede una volta nella vita di una persona, sarà pronto quando succederà, ma vogliamo innestare questa sorta di percezione in più del pericolo, questa sorta di solidarietà alpina, questa sorta di amare la vita, di donare gli organi, di donare rispetto.
E mi viene in mente quel ragazzino che camminava per strada, all'improvviso ha visto una persona accasciarsi e lui ha fatto il primissimo soccorso, e quando gli è stato detto ma come hai fatto? L'ho imparato a scuola, l'ho visto e lui l'ha messo in pratica. Perciò capite che bravi sono i nostri ragazzi se li accompagniamo per mano, perché loro ci sono, basta prenderli per mano, questa è la verità. Salutiamo allora Fabio Vivian di essere stato con noi, salutiamo anche Ettore perché è stato veramente bravo. Adesso Ettore inizia a sorridere, vedete, perché l'abbiamo sentito e abbiamo capito l'importanza anche di Ettore. Chi lo vuole seguire in Facebook e Instagram, Ettore Manichino. Allora sentiamo anche, oltre a ringraziare Daniele Cenedese per quello che ha fatto per i veneti scacciati dalla crisi, per questa raccolta alimentare dove Mirella non riusciva ad arrivare, ma è arrivato lui con la sua squadra che noi ringraziamo. Come ci saluti, Daniele? Invito tutti a fare volontariato perché c'è sempre qualcosa da imparare. Ecco, sul discorso volevo fare un appunto sul discorso delle moto. Quelli che sono in macchina delle volte non li vedono quelli che vengono accostati con le moto. Non è che sia sempre colpa di quello della macchina. Questi delle moto devono sapere che quelli in macchina forse non ti vedono. Quando prendi a sorpassare su una linea continua e vai a sorpassare 20 macchine, una non ti può vedere e può fare quelle cose che poi ci rimetti la vita. Però se andiamo piano, se andiamo piano... L'ho detto apposta perché sti qua sono sempre in sorpasso, è una cosa che succede molto spesso questa. Sì. E non è sempre colpa di quello della macchina, perché lì, mi è successo, parlo perché mi è successo, sugli specchietti, e non lo vedi, perché c'è il montante, c'è questo, e te lo trovi a fianco, prendono di quei colpi delle volte. E ai giovani cosa vuoi dire, Daniele Cenedese? Ai giovani di rispettare, soprattutto girare qualche volta la testa, non sempre con le cuffiette appoggiate e andare dritti. E per quanto riguarda il volontariato, cosa vuoi dire? Volontariato, io sto cercando, perché Protezione Civile Alpini, di invitare anche i genitori che hanno figli a incanalarli, a scrivere le associazioni. Io ho 2 nipoti, li ho iscritti tutti e 2 agli scout. Avevo fatto la casetta come scuola di Protezione Civile, dico adesso c'è un altro presidente, dico fagli montare le tende, fagli stare su sta casetta, fagli passare le notti là, abituarli un attimo. Siamo vicini alle scuole. Ma i genitori sono d'accordo? Beh, tu sei il nonno? Sono d'accordo sì, perché anche loro non possono dire che... Ma tu con tua figlia com'eri? Eri così? Insegnavi anche tua figlia? Ecco, avete capito? Sì, sempre. Ecco, una figura, parliamo di persone. Se i 2 nipotini fanno sta cosa qua, sia un maschietto che la femminuccia, vuol dire che anche mia figlia lì... Perché anche là c'è un costo, c'è sempre tutto un discorso anche sempre di soldi, perché le divise, quelle robe, però almeno sono belli cosa insegnamenti, fanno, dove bravissima. vanno, e c'è un'educazione civica. Insomma, ecco. Grazie tantissimo ai miei ospiti, pubblicità.
Allora avete visto l'importanza delle fragilità di metterle a fare la quotidianità e sono bravissimi, avete visto questi CEODO, io li nomino tutti i giorni perché sono veramente delle persone meravigliose. Allora salutiamo veramente il dottor Alberto Coppe, professioni sanitarie ULSS 2 Marca Trevigiana, grazie dottor Coppe di essere qui. Saluto anche Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, grazie sindaco anche a lei di essere qui con Mirella, sempre presente in prima linea questi sindaci, però dobbiamo anche capire cosa sta succedendo a livello di ospedali, di infermieri e con chi meglio che col dottor Coppe non si poteva, perché lui sa di cosa parleremo questa mattina, dell'importanza di questa figura fondamentale, di questa formazione che io direi che veramente se non ci fossero dovremmo veramente chiamare in causa non solo i medici ma tutta la squadra della quale fanno parte anche gli infermieri. Forse li ricordiamo poco, dottor Coppe, cosa dice? Grazie intanto, dottor Coppe. Mirella, noi siamo ospiti da te ormai da 4 anni e ogni anno tu ci inviti a parlare delle professioni sanitarie e ci inviti in un momento particolare che è il momento di far conoscere gli accordi che ci sono con l'università tra AS2 di Treviso e università per la messa in campo degli studi universitari presso la nostra città di Treviso. I corsi di laurea delle professioni sanitarie che organizziamo a Treviso grazie a questa convenzione con l'Università degli Studi di Padova sono molti, a parte medicina, che è stata benedetta qualche anno fa e che adesso gode di tutti i 6 anni del percorso formativo dei medici. Abbiamo i corsi di laurea delle professioni sanitarie, ossia quei professionisti che coadiuvano i medici, aiutano i medici, collaborano con i medici nell'espletamento delle attività assistenziali, dagli infermieri alle ostetriche, ai tecnici di laboratorio, ai tecnici di radiologia, alle assistenti sanitarie, agli igienisti dentali e agli audioprotesisti. Questa è la ramificazione, diciamo, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che sono attivi in Treviso. Con il nostro direttore generale, Francesco Benassi, che salutiamo, sì, è giusto però dire che in questi anni abbiamo incrementato il numero delle immatricolazioni perché stiamo vivendo una fase delle uscite per pensionamento che è tra le più elevate degli ultimi anni. Ne avremo ancora per un paio d'anni se parliamo di infermieri. E quindi cosa abbiamo fatto? Il direttore generale ha convinto l'università ad alzare i numeri delle immatricolazioni, cioè dei ragazzi che si possono iscrivere al primo anno del corso di laurea. Siamo passati da 100 a 150, quest'anno 200 nuove iscrizioni. Il problema poi è quello di trovare, perché abbiamo un'anagrafe delle nascite che è molto bassa rispetto agli anni in cui vivevo io, la scolarità del liceo scientifico da cui dopo la terza media mi ero iscritto. E quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far conoscere i corsi di laurea nelle scuole superiori, perché molto spesso gli studenti non sanno che a 2 passi da casa a Treviso c'è questa opportunità formativa universitaria che poi dà uno sviluppo lavorativo immediato. E quindi stiamo andando con l'organizzazione di Open Day o con degli incontri propedeutici proprio nelle classi di 4ª e 5ª degli istituti superiori di tutta la provincia di Treviso, quindi da Valdobbiadene a Oderzo, a Vittorio Veneto, a Conegliano, a Montebelluna, a Castelfranco, a Treviso stesso. Stiamo andando a far conoscere i corsi di laurea delle professioni sanitarie perché ci sono dei ragazzi che se sanno che c'è questa opportunità molto probabilmente si iscrivono e i risultati ci sono stati. Quest'anno noi per la prima volta abbiamo l'opportunità di avere 200 iscritti al primo anno e l'università non solo ci ha dato i 200 iscritti, cioè i 200 migliori che hanno fatto l'esame di ammissione, ma ce ne ha dati 8 in più, oggi siamo a 208, per il fatto che una percentuale degli iscritti può essere fatta anche da extracomunitari. Extracomunitari non ce ne sono neanche uno che si sia iscritto e quindi abbiamo chiesto all'università di andare avanti con la graduatoria oltre i 200. Ad oggi siamo a 208, sono figure fondamentali nel campo dell'assistenza
negli ospedali ma anche nel territorio. Allora, sentiamo e conosciamo anche Paolo Mares, sindaco di Castelcucco, cosa ne pensa di quella prospettiva, di questa prospettiva che ha veramente specificato bene il dottor Coppe, di quello che sarà il futuro anche per quanto riguarda la sanità e queste formazioni. Io sono convinta, sindaco Mares, noi ci conosciamo da tanto tempo, lei è sempre stato in prima linea anche per quanto riguarda questi comuni, questi comuni che finalmente hanno fatto squadra, però forse a mio avviso dovete fare quello che ha detto il dottor Coppe, fare un passo in avanti per intrigare questi giovani. Questi giovani sono anche un po' stanchi della lezioncina in classe. Io ho fatto una proposta al direttore generale non solo di Treviso ma anche di Padova, visto che ho il supporto dei primari, di portare questi giovani all'interno degli ospedali, dove ci sono queste sale convegno, dove possono toccare con mano un'altra realtà, che è la realtà di star male, la realtà di guarire, la realtà di questi nuovi macchinari, di questa intelligenza artificiale che c'è all'interno degli ospedali. Però anche voi dovete aiutare, dovete far cercare che questi dirigenti cerchino di trovare l'opportunità per fare questo, perché si parla sempre di trasporti, perché costano, soprattutto di queste assicurazioni, però questi ragazzi dobbiamo pure intrigarli. E chi è che li intriga? I sindaci, li vediamo con la sicurezza stradale, li vediamo con l'associazionismo, e i genitori che ascoltano i sindaci perché sono un punto di riferimento. Cosa dice Mares? Beh, innanzitutto Mirella ti saluto calorosamente, perché insomma ormai ci conosciamo da diversi anni. Saluto te, i tuoi telespettatori e ovviamente il dottor Coppe, ospite tuo lì. Che dire, beh, che ascoltino i sindaci, francamente non sono proprio così tanto convinto. Diciamo che magari abbiamo la possibilità di poter dire la nostra, che poi ci ascoltino rispetto a una volta è tutto da verificare, è tutto da vedere. Dopodiché, per quel che riguarda gli aspetti legati alle professionalità sanitarie, effettivamente purtroppo stiamo pagando lo scotto di anni in cui secondo me c'è stata una strategia a livello nazionale assolutamente sbagliata e controproducente, tant'è che appunto siamo a livello europeo probabilmente la nazione che ha una percentuale di medici di età più avanzata rispetto a tutto il resto dell'Europa. Chiaramente bisogna riprendere in mano la situazione e dare delle motivazioni ai giovani. Ma da questo punto di vista ti racconto un aneddoto di qualche minuto fa, perché stavo parlando assieme alla mia giunta, abbiamo fatto la giunta poco fa, dove ho il mio assessore che è anche farmacista e ha la figlia che finisce la quinta superiore quest'anno, e stavano ragionando rispetto al fatto di cosa fare per il prossimo futuro, e la figlia paventava la possibilità di studiare medicina, al che il papà ha detto vabbè, io vado via adesso. E questo è eloquente rispetto a una situazione di disagio che effettivamente viene rappresentata dal tessuto sociale, da ognuno di noi. È difficile trovare le motivazioni per mandare, ancorché abbia ben espresso il dottor Coppe poco fa, la possibilità per un giovane, diciamo, di avere un'occupazione contestuale al momento in cui ottengono la laurea, se non addirittura prima di ottenerla, per cui chiaramente la situazione di difficoltà è evidente. I giovani non si riesce a capire perché non li riusciamo a trattenere. Anche mio figlio adesso è in Germania, è a Berlino da qualche mese, in cerca di nuove esperienze, di nuove motivazioni, di non si sa che cosa. Francamente anch'io ho delle difficoltà a mantenerli. Sappiamo perfettamente che la Germania è una situazione, diciamo, dal punto di vista anche economico ancora più difficile rispetto alla nostra, sono in periodo di recessione e nonostante tutto i nostri giovani non riusciamo a mantenerli sul territorio.
È tutto un lavoro da fare, di creare una mentalità da questo punto di vista. Noi sindaci dobbiamo dire la nostra, le istituzioni tutte però devono fare la loro parte. Allora, caro sindaco Mares, io ho detto che ascoltano i sindaci, ma ho ragione io, caro Mares, perché poi non è che mettono in pratica l'ascolto, ma l'ascolto lo fate voi. Siete l'unico punto di riferimento che hanno. Che poi, ripeto, non lo mettono in pratica questo ascolto, le do perfettamente ragione, però da voi arrivano. Quando un ragazzo si comporta male, poi alla fine dove vanno? Dal sindaco? È il sindaco che li chiama, che interloquisce con questi genitori. Però poi fanno fatica. Ma perché fanno fatica? Perché non è che ci sia tutta questa voglia di intrigare questi giovani. Noi siamo 7.500 associazioni di volontariato. Mi spiegate perché troviamo ancora l'anziano morto in casa oppure che chiama Sveglia Veneti perché non ha nessun punto di riferimento? Perché i medici di famiglia non hanno un elenco, come l'ho detto qui il presidente degli ordini dei medici di base, non hanno l'elenco delle associazioni di volontariato per far sì che il paziente quando arriva venga anche indirizzato ad essere aiutato da un'associazione. Ma scusa Marce, lo devo dire io questo. Certo che non lo potete fare voi, ma mi sembra che abbiamo dei servizi sociali che non funzionano. Non funzionano, scusatemi, sarà per mancanza personale, sarà, però le fragilità dove trovano risposta? Dottor Coppe, ha sentito cosa ha detto il sindaco Mares, questi ragazzi che vanno all'estero, questi ragazzi che cercano anche di intraprendere certe professioni non d'accordo magari con qualche genitore perché il percorso è molto intricato. Cosa dice il dottor Coppe? Beh, in sostanza c'è un problema di base che è un problema economico. Gli stipendi degli altri paesi europei per quanto riguarda le professioni sanitarie sono molto più elevati. Quindi a noi non questo è un problema però sindacale, è un problema politico, di governo e sindacale. Quello su cui noi dobbiamo occuparci è quello di cercare di fare quello che ci proponevi tu, Mirella, rete con le amministrazioni comunali. Io ho visto che negli anni scorsi, da quando l'ULSS e il mio servizio delle professioni sanitarie si è mossa nel contesto della conferenza di sindaci, e qui devo ringraziare l'ex presidentessa dei sindaci della nostra azienda, la dottoressa Roma, che abbiamo avuto la fortuna che è anche una dipendente dell'azienda ULSS 2, quindi sa il contesto in cui lei si trovava prima, che è stata quella di creare una rete di informazione per i giovani delle scuole superiori, per far capire a loro che Treviso, l'ULSS, l'università, offre queste possibilità di formazione e di lavoro. E poi i premi su cui la ULSS 2 dedica ogni anno attraverso il contest letterario, quindi dei premi sulla letteratura, sulla descrizione di un momento di attività di tirocinio pratico in azienda. Ecco il contesto su cui deve muoversi il giovane, deve conoscere, il giovane deve entrare in ospedale, conoscere l'ospedale, conoscere i servizi per poi essere anche agevolato nella scelta della professione che piglio si addice, che può essere l'ostetrica, il tecnico di radiologia, il tecnico di laboratorio, l'assistente sanitaria, l'infermiere, il medico. Ecco, questa è l'offerta formativa, ma dobbiamo guidare i giovani affinché questa offerta formativa piaccia, perché domani laureiamo a Treviso i tecnici di radiologia e la scorsa settimana è uscito il concorso per i tecnici di radiologia, quindi non fanno neanche a tempo a laurearsi che hanno già l'opportunità di essere assunti in azienda. Più di così, è vero, c'è una base economica che non è all'altezza della situazione degli altri paesi europei, ma c'è una base lavorativa che è all'altezza molto più degli altri paesi europei, perché mentre si stanno laureando c'è già l'ULSS che gli offre un posto di lavoro a tempo indeterminato. Sindaco Mares, prego. Sì, sono assolutamente d'accordo con quanto diceva il tuo ospite, col dottor Coppe. Effettivamente il problema degli stipendi non è cosa di poco conto, oltretutto il pubblico diventa sempre meno appetibile anche a livello non soltanto di ULSS e di sanità, ma anche parliamo di scuola piuttosto che di chi lavora nel pubblico a livello di comuni o altro. Questo, la questione legata agli stipendi è una cosa arcinota effettivamente e deve essere effettivamente adeguata a quelli che sono gli standard europei
questo credo sia un aspetto sicuramente fondamentale per motivare e incentivare i nostri giovani a percorrere una via che è quella del ritorno, diciamo, a quell'appetibilità che il pubblico non ha più. Poi diversamente non sono d'accordo con te per quel che riguarda invece l'aspetto legato ai servizi sociali, dove effettivamente, e parlo per quel che mi riguarda, per l'esperienza che ho io del mio territorio, dove abbiamo dei servizi sociali che sono un fiore all'occhiello, oserei dire, non tanto perché c'è il sindaco Mares che in qualche modo li sovrintende, ma perché effettivamente si è creata una struttura tale, convenzionandoci con altri comuni, per cui interagendo tra di noi, esperienze diverse, assistenti sociali che non sono più tuttologhe, ma che sono figure che in qualche modo sono sul pezzo perché ognuno ha una specifica competenza. Effettivamente i risultati si vedono. No, caro sindaco Mares, vede, il problema è che io non ho detto che non mi trovo bene come magari cittadino del sindaco Mares. Io non devo essere fortunata ad avere Mares e quel servizio sociale. Io devo essere fortunata ad avere quello che mi aspetta di diritto. E io, caro sindaco, le posso assicurare che tutti i giorni, devo chiamare i sindaci del territorio perché arriva la telefonata dell'anziana sola, del disabile, che non hanno riferimenti, non sanno dove andare, i servizi sociali non li vedono, non sanno neppure che esistono. Perciò io non dico che lei Mares non faccia il suo dovere come servizi sociali, ma io parlo di servizi sociali in generale. Noi ci chiamiamo Sveglia Veneti, i Veneti sono tanti e dappertutto. Vogliamo capire che forse dobbiamo dare più risposte, e qua inviterei il dottor Coppe, quello che è l'assistenza alla persona a casa. Ma se ho avuto il presidente dei medici di famiglia che ha raccontato in diretta che aveva il paziente e non sapeva a chi affidarlo, ha chiamato il primario, gli ha detto te lo riporto in ospedale perché non so dove mandarlo, il primario gli ha detto guarda che non puoi fare questo perché non è più compito mio, noi abbiamo fatto il tutto, adesso deve qualcun altro occuparsi. Ma se questo medico non ha nessuno come associazione che conosce di volontariato che può aiutare il servizio sociale, perché i servizi sociali, caro Mares, non ci danno il nome e il cognome perché c'è la privacy e loro dicono se i familiari non sono d'accordo noi il nome e il cognome della persona che ha bisogno non lo possiamo dare, noi non arriviamo alle fragilità. Capisce che c'è qualcosa che tutti quanti assieme come squadra dovete fare per aiutare la fragilità, perché non è che io sono fortunata perché sto bene da qua ma sto male da un'altra parte. Dottor Coppe. Allora, io penso che il 2025 sarà l'anno proprio dei servizi sociali del territorio. Stanno a livello della nostra azienda e quindi anche dalle parti del sindaco Mares apriranno queste famose case di comunità, che sono dei punti di incontro perché c'è proprio un ufficio all'interno della casa di comunità dove rivolgersi per i problemi che ha la persona, qualsiasi, problemi sociali, problemi sanitari. Un punto di riferimento. Un punto di riferimento, dove da quel punto di riferimento lì la persona viene inviata al punto specialistico su cui ha bisogno. Questa è la casa di comunità. All'interno della casa di comunità poi c'è l'infermiere di famiglia, altro grosso importante professionista che ancora oggi non c'è, ma che lo stiamo formando per poter poi entrare nelle case di comunità attraverso l'istituzione di un ambulatorio infermieristico all'interno della casa di comunità, e poi tutta l'attività di prevenzione e di cura delle malattie croniche su cui soffre la nostra popolazione. Quindi il medico di medicina generale, il vecchio medico condotto, avrà un alleato che è l'infermiere di famiglia. Questo bis, questo connubio, questa multiprofessionalità andrà a garanzia dei servizi sanitari territoriali. E poi ci sono i servizi che attualmente noi conosciamo, quindi l'assistenza domiciliare, l'assistenza per le cure palliative domiciliari, il laboratorio e gli assistenti sociali che gravitano con le amministrazioni comunali per gestire i problemi non sanitari, quindi i problemi sociali, la fragilità dell'anziano, e quindi ecco che nel distretto sociosanitario ci saranno poi le case di comunità che andranno a giovare per tutta una serie di servizi innovativi che ancora non ci sono. Le stiamo costruendo, mi metto
È plurale perché come azienda locale sociosanitaria con i sindaci e quindi con le amministrazioni comunali stiamo costruendo le case di comunità che saranno poi la porta dei servizi utili per i cittadini. Il problema è che si domanderanno e chiederanno anche a casa: avremo queste figure da mettere all'interno delle case comunità, visto anche l'esiguo numero che abbiamo anche all'interno degli ospedali? Beh, diciamo che il piano triennale delle assunzioni in azienda che abbiamo la scorsa settimana preparato contiene queste peculiarità, cioè contiene non solo diciamo i muri e le location, ma contiene anche le figure e le risorse umane che in queste location devono andarci a lavorare. Quindi ci sarà un aumento della spesa, logico, a livello regionale, a livello delle aziende, per far fronte a queste necessità, ma ci sarà un aumento anche del numero delle risorse che andranno a garantire i servizi che saranno poi messi all'interno delle case di comunità. Sentiamo come commenta il sindaco Mares. Ecco un altro passaggio in avanti, perché appunto qualcuno si è reso conto che dobbiamo dare più servizi alla persona, perché veramente non si può più di vedere i pronti soccorsi intasati, perché dove vado al pronto soccorso, perché non ho nessun'altra risposta. Adesso fra poco andremo alle case comunità, se riapriranno con le persone adeguate all'interno. Prego Mares. Io mi permetto di suggerire che secondo me dovrebbero essere sviluppati e implementati i poliambulatori. Credo che quella potrebbe essere una buona soluzione per il cittadino, perché di fatto il cittadino perché va a intasare i vari pronto soccorsi? Perché di fatto non sa a chi rivolgersi, non sa dove andare, e ovviamente quella è la cosa più semplice da farsi. E anche magari in maniera inappropriata molte volte, perché effettivamente non è certamente di competenza del pronto soccorso, oppure è un qualcosa di effimero rispetto alla gravità, diciamo, della situazione del paziente e del cittadino in genere. Per cui credo che la possibilità di implementare e del convenzionamento tra medici di base, medici di famiglia, che possano agire in maniera tale da poter garantire una copertura del servizio spalmato sulle intere 24 ore, o perlomeno una fascia oraria molto più importante rispetto a quella che attualmente stanno coprendo, credo sia una grossa mano alla soluzione del problema, perché è inammissibile che dal venerdì a mezzogiorno, quando di fatto un medico di famiglia chiude la sua settimana, un cittadino si possa trovare a parlare con lui al lunedì successivo. Evidentemente uno è nella necessità, a volte anche nella situazione di doversi ammalare anche di sabato e di domenica. Anche i servizi sociali purtroppo chiudono il venerdì pomeriggio, Mares, ed è a discrezione del sindaco o dell'assessore sociale a essere presenti in qualche situazione, perciò capisce bene sindaco Mares che è da rivedere anche questi orari, come sono aperti i ristoranti, gli ospedali, dovrebbero essere aperti anche i servizi sociali il sabato e la domenica, perché io che ho un emporio solidale so cosa vuol dire fragilità, specialmente il fine settimana. Tanto è vero che anche queste mense dei poveri, così le chiamano, i poveri sono famiglie che lavorano in tutte e due e non arrivano più alla fine del mese, questi sono i poveri, se qualcuno non l'ha ancora capito, fanno parte di questa purtroppo grandissima famiglia che comprende 6 milioni di persone povere. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco Mares, questa coperta corta che avete, questi tagli che sono stati fatti anche ultimamente con questa nuova finanziaria? Prego. Cosa mi preoccupa? Credo che oramai i tagli siano indiscriminati e francamente, se devo essere sincero, per quel che mi riguarda, per quello che ho letto e che ho saputo dalla finanziaria nostra, della finanziaria così in via di approvazione definitiva, quel che riguarda il mio comune non avremo grossi scostamenti, ma di fatto è già una situazione precaria, per cui effettivamente mi viene da chiedermi che senso ha tenere in piedi un comune come il mio, dove abbiamo
4 amministrativi all'interno del comune stesso, per cui evidentemente non ci sono le risorse. Siamo costantemente sollecitati da parte della Corte dei Conti perché abbiamo un bilancio insalubre che si sorregge soltanto grazie agli oneri di urbanizzazione, e devo dire che da questo punto di vista siamo anche fortunati perché abbiamo un comune in continua espansione, però evidentemente è in crescita demografica, contrariamente a molti altri comuni contermini, se non della provincia di Treviso. Però è evidente che questa è una situazione che non può perseverare all'infinito. Per cui per quel che riguarda la finanziaria di quest'anno, francamente non sono particolarmente preoccupato, ma perché essere preoccupati è la normalità, e questo è il problema. Sì, ma è preoccupato, però il problema è che questa preoccupazione ricade subito e sempre sulle fragilità. Io mi domando se qualcuno si rende conto di come vivono queste persone, che se non ci fosse il mondo del volontariato, con questi empori solidali, con queste parrocchie, con la Caritas, con tutte San Vincenzo, chi ne è Sant'Egidio, chi ne ha più ne metta, dove andrebbero a finire queste famiglie? Perché anche i sindaci si avvalgono di queste realtà. Questo è il problema. Abbiamo il problema della casa, abbiamo il problema delle RSA, abbiamo liste d'attesa, abbiamo avuto il dottor Giorgio Pavan lunghissime, e purtroppo non ci sono né le RSA e non c'è neanche il personale. Capite che forse il governo dovrebbe anche decidere anche che forse è ora di guardare il territorio. Noi abbiamo anche i nostri parlamentari, perché capisce che vedere anche questa nave che va su e giù per 5 persone che vanno avanti e vanno indietro, questo carcere dove ci sono 250 poliziotti, come ha detto il procuratore Gratteri, e noi siamo qui che non riusciamo neppure a capire se dobbiamo uscire di casa o no per paura dei furti. Capisce Mares che la gente ormai comincia a fare 1 più 1 e non fa più 2, e perciò il governo deve dare delle risposte, perché prima c'era il centro-sinistra, adesso c'è la destra. Se qualcuno vuole aiutare queste famiglie, questi anziani, che veramente i furti ormai non si contano più, c'è la paura di uscire. Guarda che io giro alle 4 del pomeriggio, 5, non trovi più nessuno, vedi la gente alle 5-6 che va a casa diretta, che fila diretta e basta. Ma si può andare avanti in un paese così, dove vediamo dopo veramente delle risorse che sono state impiegate su cose che al momento non sono necessarie? La politica veramente vuole battere un colpo? Giustamente non è mica colpa del sindaco Mares o della Mirella o del dottor Coppe, però qui i parlamentari nostri che sono stati eletti e pagati fior di quattrini vogliono battere un colpo e far capire l'esigenza del territorio qual è? Dottor Coppe, allora lei va in pensione perché non ne può più, allora lo diciamo in diretta che venerdì darà dei saluti importanti, dei saluti molto, molto veri. È la difficoltà anche di lasciare il posto di lavoro, perché la sua era una passione, la passione che l'ha portato avanti per tanti anni a cercare di dare risposte alle fragilità, perché quando uno arriva all'ospedale, il dottor Coppe era anche al pronto soccorso, io mi ricordo benissimo, perciò sa di cosa si parla quando arriva questa fragilità. E cosa faccio adesso? Lunghe attese, prego. La passione del lavoro, ecco, da quando è nata questa passione, dottor Coppe? Beh, è nata il secondo anno del liceo scientifico a Valdobbiadene, perché io provengo da Segusino, e lì erano venuti un giorno un medico e una infermiera a parlare di questa scuola infermieri che era nuova a Montebelluna. E mio padre mi dice sempre che il mondo è una ruota che gira, adesso succede la stessa cosa, parliamo di università, parliamo di tutor, di coordinatori che vanno nelle scuole superiori, è il quinto anno, non più il secondo, a informare i ragazzi e gli insegnanti di questa opportunità universitaria a Treviso, che è molto grande, molto vasta, è vicina a casa, quindi senza spendere troppi soldi per le famiglie per mantenere un ragazzo all'università, perché un conto è che un ragazzo di Valdobbiadene venga a istruirsi e venga a prendersi una laurea di medicina o di infermieristica a Treviso, che può andare avanti e indietro tutti i giorni. Un conto è invece andare a Padova a prendersi un appartamento, avere delle spese che oggigiorno sono anche abbastanza difficoltose per le famiglie. Comunque io vado in pensione dopo quasi 45 anni di servizio in sanità, molti dei quali
fatti come gavetta, come infermiere, 15 anni in chirurgia in Torino a Montebelluna e poi ho fatto carriera perché sono diventato caposala, coordinatore, dirigente infermieristico e poi la ciliegina sulla torta me l'ha messa il dottor Benazzi che mi ha fatto direttore delle professioni sanitarie di Treviso, una delle l'ULSS più importante diciamo della nostra regione. Io provengo da un'esperienza che è sì di Montebelluna ma che è di Feltre e che quest'anno dopo 2 anni sui quali potevo andare in pensione, il direttore mi ha trattenuto e adesso a 45 anni sono già oltre la Fornero, devo lasciare l'eredità a qualche altra persona che nel frattempo nella mia unità operativa si è preparata a far questo e che il direttore sono sicuro sceglierà. Come vedi i giovani che lei frequenta, queste università, questi ragazzi che a mio avviso sono intrigati, loro vorrebbero anche intraprendere, è un percorso difficile, un percorso tortuoso però, prego. Beh, è un percorso di 3 anni e spero che la regia abbia trovato il filmato. No, non l'ha trovato, non è arrivato. Mi dispiace. È un percorso triennale, è un percorso nel quale i ragazzi si impegnano, vedono l'attività culturale, teorica, scolastica di laurea in classe, quindi universitaria in classe, ma vedono anche l'attività pratica nei reparti. Quindi nei reparti sono seguiti dalle guide di tirocinio. Parlo di infermieri, ma allo stesso modo potrei parlare dei tecnici di laboratorio, che è la nuova figura professionale che si è creata a Treviso da quest'anno. Sono partiti in 20, corso di laurea delle professioni sanitarie in tecnici di laboratorio biomedico, una professione importante perché ne siamo carenti un po' ovunque, ma è la stessa cosa per l'ostetrica, per i tecnici di radiologia, per gli assistenti sanitari, vengono guidati dalle guide di tirocinio, quindi gli infermieri, gli ostetrici, i tecnici più esperti che lavorano da almeno 8-10 anni in azienda, vengono guidati nel processo di apprendimento delle competenze, questo è il tirocinio clinico nei reparti, e lì trovano la passione, lì devono appassionarsi al lavoro, perché un conto è essere intelligenti e riuscire a scuola, all'università, a prendere 28, 29, 30 nei voti degli esami, un conto è poi essere pratici, avvicinarsi al paziente o agli strumenti di lavoro, a seconda se siamo tecnici o se siamo infermieri, con passione, con quella generosità che è l'indole, diciamo, delle professioni sanitarie. Io vedo che ha una scatoletta, dottor Coppe. Sì, cos'è quella scatoletta? È una scatoletta. Allora, questa scatoletta è un regalo per te, che però venerdì prossimo lo farò anche ai direttori della nostra azienda. E cosa contiene? Adesso ve la faccio vedere. Contiene un regalo che faccio nel momento che c'è questo mio distacco, diciamo, dall'ambiente di lavoro, e lo faccio anche con un po' di, come si può dire, caratteristica mia personale, interna, perché è sempre con difficoltà che si fa lo stacco, perché si lascia, si sa cosa si lascia e non si sa cosa poi si trova. Allora io ho la fortuna, come il sindaco Mares, di essere impegnato nell'amministrazione pubblica del mio paese, quindi anche quello lo faccio per passione, quindi ho molte cose da fare. Allora, qui ho un regalo per te, Mirella, c'è l'euro, diciamo, con una scritta grazie, c'è una moneta italiana che è stata, diciamo, è uscita durante il periodo del Covid, è una moneta delle professioni sanitarie, dei medici, degli infermieri, di tutte le professioni sanitarie. È un euro del Covid che chiaramente ha un suo valore perché in questo momento qui non è più in circolazione, perché l'euro che è stato stampato e coniato durante il Covid, sono stati coniati circa 2 milioni di esemplari, poi sono stati distribuiti alla popolazione. Grazie. E poi c'è il francobollo delle professioni sanitarie. Bellissimo, quindi questo è un ricordo nostro, mio personale, che spero nella tua scrivania lo metterai e ti ricorderai di del noi. dottor Coppe. Allora sentiamo come saluta il sindaco Mares, il dottor Coppe, questa passione che anche lei, io lo conosco da tanto, Mares, la passione della politica, non c'è niente da fare, c'è questa passione nonostante i problemi, però scendi in pista e vai. E poi la bicicletta, che bicicletta che hanno i sindaci. Allora, sindaco Mares, cosa dice al nostro
dottor Coppe, che con questa passione ci lascia questa mattina della professione che lui ha fatto e ha descritto. Prego. Beh, che dire, sappiamo tutti quanti che quando si fa una cosa, credo che prima di tutto, prima anche dell'adeguamento del valore economico, uno lo deve fare perché piace fare quel mestiere. E credo che il dottor Coppe, anche semplicemente con questa oretta che è stato qua assieme a noi, abbia dimostrato tutto il suo trasporto, tutta la sua passione per l'attività che ha esercitato fino ad ora. Anch'io francamente sono amministratore ancora da lontano, 95 in amministrazione a Castelcucco, non è la mia professione perché evidentemente vivo del mio e riesco a ritagliarmi del tempo da mettere a disposizione. Si può nascere democristiani e finire leghisti? Credo che sia qualcosa di molto diffuso in provincia di Treviso, sicuramente. Sia una cosa molto diffusa. No, siccome ha parlato dei suoi ricordi lontani di politico, mi è venuta spontanea la domanda, perché è una domanda che veramente ha molti punti di interrogativo da parte dei leghisti, vedendo come è andata l'Emilia Romagna e l'Umbria. Ecco, qualcuno sta leccando le ferite, ma ci sarà pure un perché che questi voti si perdono. Quando un allenatore di calcio perde, si cambia l'allenatore e delle volte si cambia anche qualche giocatore. Qua sarebbe meglio fare i provini a qualche ministro, direi io. Un bel provino non farebbe male. Come ci saluta Mares? Saluto, cosa posso dire? Che per quel che hai appena detto, non entro nel merito della questione, perché poi qua non si sa mai quando... Chiudere, veloce Mares! Dico solo che Mirella, tu sei troppo forte e espliciti sempre quello che è il pensiero del cittadino. Sì. Troppe volte non si ascolta la voce del cittadino. Basta così Mares, perché devo assolutamente chiudere. Grazie Sindaco Mares, Sindaco di Castelcucco, di essere stato con noi. Grazie veramente al dottor Alberto Coppe, Professioni Sanitarie ULSS 2 Marca Trevigiana, che ci lascia, ma io sono convinta che li ritroveremo, magari non da democristiano o da leghista, ma magari con qualche altra sigla professionale. Grazie. Andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Melanzane alla pullastiello. In alcune zone della Campania la mozzarella è quella di bufala. Non esistono altre. Quella prodotta con latte vaccino ha un nome diverso, fior di latte. E guai a confonderle. Tale distinzione nasce negli anni 50. Ingredienti per 4 persone. 2 melanzane. 3 uova, 200 g di fior di latte, 100 g di farina, olio extravergine di oliva, sale. Tagliate le melanzane a fette nel senso della lunghezza, togliendo la buccia violacea solo alla prima e all'ultima fetta. Tagliate il fior di latte a fette sottili, nella stessa larghezza delle melanzane. Sbattete le uova e salate. Friggete leggermente le melanzane. Prendete 2 fette di melanzane,
e una fetta di fior di latte. Farcitele con la fetta infarinata di fior di latte a formare un panino e tenete da parte. Bagnate le fette di melanzane nell'uovo. Continuate così per tutte le fette di melanzane. Friggete le melanzane preparate in olio bollente e servite. E buon appetito!